11:30, pochi secondi ancora, buongiorno e ben ritrovati come sempre a una nuova edizione straordinaria anche oggi per seguire per questa intera giornata l'andamento dei contagi nella nostra regione. Adesso vi diamo anche gli ultimi aggiornamenti nel ricordarvi anche come tra poco, quindi tra pochissimo ci colleghiamo con Venezia dove ci sarà Anna Maria Parisi insieme a Federico Cibotto, poi ci collegheremo appunto per seguire l'intera conferenza stampa del governatore Luca Zaia anche per nuovi aggiornamenti in questa giornata. Sapete che per il terzo giorno di seguito ieri alla consegna ufficiale dei dati a tutta Italia la Protezione Civile ha rilevato come ci sia ancora un calo dei contagi. Questo è un segnale positivo ma purtroppo non è quello definitivo, bisogna ancora attendere. E sapete che ieri pomeriggio in diretta, e lo abbiamo sentito all'interno della nostra fascia di informazioni dei telegiornali, il Premier Conte ha dato le nuove disposizioni che poi in particolar modo riguardano le famose multe. Forse avrebbe portato delle eccessive lungaggini poi processuali i provvedimenti precedenti. Allora così si passa da una multa che va da 400 a 3.000 euro per quanti vengono pizzicati senza una dovuta giustificazione in giro e non in contenimento, così come ormai è da più di qualche settimana. Per di più questa sanzione dalla base di 400 euro è aumentata di un terzo se si è senza giustificazione valida e si gira in auto. Dunque vediamo i dati, poi ricorderemo altre cose, adesso riascoltiamo anche Giuseppe Conte. Vediamo i dati di oggi. Aggiornati a questa mattina alle 8 rispetto alle 17 di ieri pomeriggio, eccoli qua, totale contagi della regione 6.442 e sono 17.159 le persone in isolamento. Guardate, è impressionante il numero di crescita, credo che sia il più alto degli ultimi il più alto mai registrato fino ad adesso, cioè da ieri pomeriggio alle 17 a stamattina alle 8 sono cresciuti di 373 unità i contagi, 373 nuovi contagi rilevati dalla Regione Veneto, 6.442 il totale. E il numero di vittime è di 258, più 21 da ieri sera. Ci sono stati tre decessi all'ospedale di Legnago, scusate, no, aspettate che non riesco a vedere, Legnago, sì, confermo Legnago, Verona, quindi uno a Valdagno, 2 a Vicenza, altri 2 all'ospedale di Schiavonia, altri 2 all'ospedale di Dolo e poi 1 all'ospedale di Vittorio Veneto, 4 al Borgo Trento di Verona, 5 al Borgo Roma di Verona, 1 all'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 316, come vedete i numeri cominciano a crescere notevolmente, quindi se il Veneto è cresciuto meno rispetto ad altre regioni, è vero che ora desta comunque preoccupazione. Allora, per quanto riguarda, esatto, questi sono gli aggiornamenti che vi possiamo dire. C'è uno studio immunologico dell'Università della Città della Speranza di Padova che scende in campo contro il Covid-19 schierando l'Istituto di Ricerca Pediatrica per uno studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze alla ricerca internazionale, suggerire nuovi approcci terapeutici e favorire lo sviluppo di un vaccino. Anche la Città della Speranza di Padova dunque in campo. Allora, prima di collegarci adesso con il dottore commercialista che ci aiuterà soprattutto sul fronte delle aziende, quindi quanti ci seguono magari in questo momento, capire di più quali sono le forze in campo, cosa è stato deciso e stabilito nel Cura Italia e come orientarsi. Chiederei ad Andrea Basso e Italo Morao, che ringraziamo subito, che sono in regia, di sentire il primo dei due blocchi che riguardano l'intervento di Giuseppe Conte ieri pomeriggio, poi sentiamo l'altro, insomma, per riepilogare un po' quello che ha detto il Premier. Concluso da poco un Consiglio dei Ministri nel corso del quale
abbiamo deliberato l'adozione di un decreto legge. È un decreto legge che riordina un poco quella che è la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Faccio una premessa. Il nostro assetto ordinamentale non prevedeva ovviamente una specifica emergenza di questo tipo, per cui noi sin dall'inizio abbiamo adottato un decreto legge che poi ha dato la possibilità, con successivi DPCM, ormai famosi DPCM, di poter adottare specifiche misure, tenendo conto ovviamente dell'andamento epidemiologico del coronavirus. Con lo strumento dei DPCM noi abbiamo uno strumento flessibile che, come ormai è noto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti voi che ci state seguendo, ci consente di dosare le misure di contenimento, di mitigazione del rischio e di prevenzione in funzione appunto della diffusione del contagio. Con questo decreto legge abbiamo anche regolamentato più puntualmente e in modo ancora più trasparente i rapporti tra questa attività del Governo e il Parlamento. Prevediamo ad esempio che ogni decreto adottato, ogni iniziativa governativa venga poi trasmessa ai Presidenti delle Camere e che il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato, quindi che io vada a riferire periodicamente, ogni 15 giorni, sulle misure adottate al Parlamento, in modo da consentire che anche il Parlamento, dove siedono i rappresentanti del popolo, possa seguire continuamente, essere edotto. Lasciamo che i Presidenti delle regioni o delle province autonome possano adottare nell'ambito esclusivo delle proprie competenze, possono adottare anche provvedimenti, misure restrittive e se del caso anche più restrittive, misure più severe ovviamente però rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurata da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del Governo. Infine, a livello sanzionatorio è previsto, abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. Ripeto, e ci tengo a chiarirlo perché mi è stato detto che si è creata un po' di confusione, quindi giova ripeterlo. La data del 31 luglio non è la data delle attuali misure restrittive, confidiamo di rimuoverle molto prima. Quella è la data astratta del periodo di emergenza, ma è stata decretata sin dal 31 gennaio di quest'anno, quando all'inizio abbiamo dichiarato l'emergenza nazionale perché ci ha consentito poi di adottare i conseguenti provvedimenti. Lei mi diceva, per quanto riguarda le sanzioni, la multa, come dicevo, va da 400 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta attraverso l'utilizzo di un'autovettura, di un veicolo, allora la sanzione è aumentata fino a 1/3, quindi c'è soltanto un aumento di queste somme sino a 1/3 se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo. Quindi non c'è il fermo, per intenderci, non c'è il fermo amministrativo. Voglio precisarlo, io sono veramente soddisfatto e orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, che tutti i cittadini stanno ponendo in essere nel rispettare quindi le prescrizioni, le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un attento verifica perché è giusto che ci sia da parte loro un attento monitoraggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole
e che comporta anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Se tutti fanno e rispettano le regole, non solo mettono in sicurezza se stessi, i propri cari, ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza. Allora così il Premier Giuseppe Conte, dunque ieri pomeriggio, sulle prime disposizioni che avete ascoltato. Tra poco sentiremo anche la seconda parte, ci colleghiamo con Anna Maria Parisi e quindi la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Però è già collegato con noi, lo saluto, il commercialista David Moro, grazie e buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a lei e buongiorno a tutti. Ecco, dottore, ci aiuta un po' a districarci in tutto quel che noi stiamo raccontando, ma è complicato, nel famoso Cura Italia, l'intervento che parte con questi 25 miliardi che il Premier ha detto ne genererà 350 e via dicendo. Allora, stiamo vivendo una crisi economica? La vivremo? Intanto partiamo da questa fotografia. Ma allora, oggi la crisi economica la stiamo vivendo, non abbiamo ancora riscontro di quali possono essere le dimensioni della crisi, perché ovviamente è da capire quanto durerà il fermo, quando ripartirà l'attività. Più il tempo di fermo delle imprese si allunga, più il rischio di implosione del sistema diventa importante. I rischi di un sistema di danni irreversibili al sistema economico e di danni di danni permanenti sono secondo me alla porta. Oggi quello che ci stanno chiedendo le imprese è capire che strumenti hanno e si stanno già preparando, vorrebbero già prepararsi per ripartire. E sicuramente il decreto oggi dà poche basi, poche certezze per poter affrontare la crisi che ci aspetta. Una crisi che la prima cosa che ha portato sicuramente è il blocco di qualsiasi flusso di natura finanziaria. E se non riparte questo sistema virtuoso di pagamenti e di incassi, il rischio è che da una crisi di offerta si trasformi in una crisi finanziaria a tutti gli effetti. Esatto. Quindi qui i players per poter affrontare e venirne fuori sono molti e devono essere già messi sul tavolo e pronti per affrontare quello che ci aspetterà, che non sappiamo se sarà a maggio, a giugno, a luglio. Sicuramente il Cura Italia parla di settembre, di una moratoria fino a settembre dei finanziamenti. Non so, spero che non sia ottimistica questa cosa, perché arrivare a settembre, quindi vuol dire 6 mesi di moratoria, vorrebbe dire che a settembre siamo ripartiti come se nulla fosse successo. Io spero che sia così, però temo che non sia questo. Ecco. Gli imprenditori dall'altra parte, il sistema non siamo in grado di capire cosa ci aspetterà. Gli scenari possono essere diversi. Parlava l'altro giorno, ho sentito un'intervista al professore dell'Università di Venezia, Giancarlo Corò, che parlava di danni già permanenti al sistema dell'export, certo, e al sistema dell'economia. Ricordiamoci che sarà una crisi non solo per mercato interno, ma anche per mercato estero. Se nel 2008 e 2014 ci eravamo affidati all'export per cercare di ripartire, oggi anche gli altri stati europei e mondiali hanno una crisi data dall'emergenza sanitaria come la nostra. E io penso che il sistema economico dobbiamo assolutamente sostenerlo in tutti i modi. Siamo chiamati a fare un sacrificio tutti, non solo il mondo dell'imprenditoria, perché un imprenditore che sta chiuso 2 mesi è una crisi, esatto, è un sacrificio importante. Senta dottore, posso chiedere cosa le domando? Poi non so se riesce a spostarsi, perché avendo la luce dietro purtroppo viene un po' scuro, mi perdoni, non so se riesce a girare
gliela chiedo, ecco, fantastico, grazie, così la vedono meglio da casa. Qual è la declinazione di questo Cura Italia? Cioè, adesso gli imprenditori si stanno rivolgendo a professionisti come voi, no? Per riuscire a capire come renderlo vero questo Cura Italia, sì o no? Cioè, li aiutate in questo? No? Come fare le richieste, così come poi per i privati, diciamo, c'è l'utilizzo magari del CAF per, ipotizzo, il congedo straordinario e altre cose, no? Che si possono chiedere, però... Allora, assolutamente sì. Allora, io mi permetto di dire che come per la crisi sanitaria ci siamo appoggiati a scienziati, medici, virologi per affrontare e capire come andare ad affrontare la crisi e l'emergenza Covid-19, dall'altra parte dobbiamo capire come affrontare la crisi e sappiamo che a fianco di ogni impresa c'è un commercialista e su questo è innegabile. Quindi ci aspettiamo che ci siano già dei tavoli che siano predisposti e pronti per affrontare questa crisi, in cui siano i players, i riferenti principali siano ovviamente Confindustria, il mondo delle professioni economiche, il mondo creditizio e ovviamente il governo. Perché noi dall'altra parte oggi sì, le nostre imprese ci stanno chiamando, ci stanno chiedendo supporto, capire cosa gli dà il decreto Cura Italia, ma sinceramente questo decreto dà ancora poco. Come dicevamo, moratoria fino al 30 settembre per le banche, per i mutui o l'altro. O è ottimistico o è solo un primo assaggio della misura. Le scadenze in qualche modo sono solo state rinviate di poco nel tempo. Mi aspetto un sistema fiscale e un apporto fiscale forte e importante al fine di favorire la ripresa. Oggi non possiamo vedere l'aspetto del gettito delle casse dello Stato, deve essere al terzo posto perché prima di tutto mi aspetto emergenza sanitaria come prima necessità. Il secondo pilastro è quello di far sì che il nostro sistema economico possa rimanere in piedi per garantire gettito nel futuro, benessere e welfare, quello che oggi stiamo vivendo. Se oggi possiamo affrontare in questo modo l'emergenza sanitaria, quindi senza limitazioni di risorse, è solo perché c'è un sistema economico alla base che garantisce un welfare per tutti. E questo è l'ABC del nostro sistema. Dottore, ultima cosa che le chiedo davvero, le posso dare la risposta io e credo forse qualsiasi telespettatore, queste misure sono sufficienti? No, perché è solo il mese di marzo e poi hanno già annunciato un nuovo decreto entro la metà di aprile, ce l'ha detto anche il ministro Giancarlo l'altra sera a Ring, ma sono sufficienti per farci stare a galla, allora mettiamola così? No, neanche assolutamente questo. No, e questa è la risposta che tutti ci diamo. Ma la cosa che io vedo più preoccupante, oggi gli imprenditori, fra le altre cose, stanno cercando comunque di mettersi e capire quali sono i piani di sviluppo, come possono affrontare, e per fare questo hai bisogno di certezze e di elementi su cui appoggiarti. Quindi non posso aspettare che a aprile esca un altro decreto, mi diano delle ulteriori misure. E ci vorrebbe una manovra forte subito e dopo eventualmente con degli aggiustamenti, anche perché potrebbe essere questo un momento di rivoluzione del nostro sistema paese che dovremmo cogliere come, adesso mi faccia passare il termine, come opportunità, cioè riuscire a sburocratizzare da certi punti il sistema per recuperare una produttività persa ormai nel tempo e per favorire di nuovo la centralità del nostro sistema economico. E in tutto questo dovrebbe però già partire con un comunicato stampa, con un decreto che abbia già dei decreti attuativi. Oggi tutto è fermo, potremmo già sederci intorno a un tavolo, dovremmo già sederci intorno a un tavolo per iniziare a parlare e a discutere di queste manovre che devono portare, come dicevo, liquidità nel sistema, certo, e non far implodere il tutto. Però dovrebbero essere già pronte, non per niente la Germania parla già di 500 miliardi di euro.
E invece l'intera Europa di 750, no? Ecco. Che, insomma, Non vorrei diventare terra di conquista del popolo germanico, sinceramente, ecco. O cinese, o cinese. Ma di sicuro si parla molto della Germania che viene a prendersi quella componentistica che oggi compra, no? Compra da noi perché siamo i migliori nel mondo. Grazie dottore, davvero grazie. Grazie a lei. Buona giornata. David Moro, grazie per essere stato con noi, arrivederci. Dunque, giusto per dire, non è mai finita, vi leggo una notizia, una DN Kronos di 2 ore fa, poi non ho capito, mi ha scritto anche Anna Maria, Italo e Andrea, magari non so se è già pronta poi per collegarsi. In Cina, uomo muore di antivirus, è trasmesso dai roditori. Ce n'è un altro. Nella Cina, che sta uscendo dall'emergenza coronavirus, si registra la morte di un uomo provocata da un altro virus, chiamato hantavirus, trasmesso dai roditori. Hantavirus, con l'H iniziale. Secondo quanto riporta il Global Times, un operaio si è sentito male mentre stava andando a lavorare lunedì scorso a Shandong, assieme ad altri 29 colleghi. Trasferito all'ospedale della contea di Ningxian, l'uomo è deceduto nel giro di poche ore. Gli altri passeggeri dell'autobus sono risultati negativi al test del coronavirus e si stanno aspettando i risultati di quello dell'hantavirus, ma si ritiene improbabile che siano stati contagiati. A differenza del Covid-19, l'hantavirus nella maggioranza dei casi non viene trasmesso attraverso il sistema respiratorio, ma attraverso le secrezioni corporee e il sangue di un paziente malato. Può avvenire il contagio tra umani. Dichiarato il Global Times, va bene, insomma il resto, questo ci mancava. Noto anche come febbre emorragica con sindrome renale. L'hantavirus è un'infezione virale caratterizzata da febbre, tendenza ad emorragie e danni ai reni. Può essere provocata da contatti con i roditori, come aver mangiato cibo toccato da loro o respirare in ambienti contaminati dalle feci dei roditori. Sui topi abbiamo già detto abbastanza nelle scorse settimane. Allora, va bene, chiederei se possiamo, Italo e Andrea, sentiamo la seconda parte di Giuseppe Conte, rifacciamo un punto così vediamo se poi ci possiamo collegare con Anna Maria e quindi la sala operativa della Protezione Civile dove tra poco, vi ricordo, parlerà il governatore Luca Zaia. Andiamo Conte. Faccio un'ultima precisazione perché da questa mattina purtroppo ancora una volta assisto alla indebita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente è una versione precedente. Per tutta la mattinata e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo apportato ulteriori modifiche, quindi non tenete affatto conto della bozza che è stata pubblicata, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione e di dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato a fine gennaio, abbiamo deliberato in Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti e abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. E noi stiamo già utilizzando l'esercito perché innanzitutto pensiamo al personale sanitario, medico, militare. Lo stiamo utilizzando negli scenari di assoluta crisi e quindi ci sono delle unità di personale medico-militare che si trasferiscono a secondo delle necessità per intervenire nelle varie strutture ospedaliere nelle situazioni più critiche. Per quanto riguarda poi l'esercito lo stiamo utilizzando, voi sapete già che abbiamo delle pattuglie dell'esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, stiamo riconvertendo quei militari anche per reintegrare l'intervento delle forze dell'ordine. Però vorrei anche dire che il lavoro delle forze dell'ordine è un lavoro molto efficace, efficiente,
hanno fatto tantissimi controlli. Adesso poi c'è questo meccanismo sanzionatorio di una multa, diciamo, molto più onerosa dal punto di vista economico. Abbiamo tutti gli strumenti per poter perseguire in questo modo. Quindi sicuramente ben venga anche l'aiuto dell'esercito, però i cittadini non devono pensare che in questo momento la tenuta dell'ordine pubblico debba essere solo e esclusivamente affidata a un'immagine di militarizzazione dei centri abitati. Le forze dell'ordine stanno già operando efficacemente. Ci sarà anche l'esercito, dei presidi e le forze armate, ma già adesso la situazione si sviluppa e il controllo dell'ordine pubblico avviene in modo molto efficace. I sindacati sanno che con loro la porta di Chigi e dei vari ministeri che sono interessati, le porte sono sempre aperte. Io personalmente posso dire che lavoro con loro, non dico che è un lavoro quotidiano, ma quasi. Ci siamo incontrati tantissime volte e continueremo a incontrarci, perché ritengo che la modalità migliore per assumere delle decisioni sia il confronto con tutte le parti sociali, cercare ovviamente di avere da loro quelle che sono le sensibilità, le istanze di chi rappresenta degli interessi così importanti di categoria, ma nello stesso tempo dico sempre che poi la responsabilità della decisione spetta al governo, anche perché non possiamo pensare di introdurre delle modalità di codecisione. La concertazione degli anni 90 è un periodo storico che dobbiamo considerare superato. Questo è il momento invece, è il periodo del confronto che in questo momento di emergenza è ancora più serrato, è ancora più continuo. È la ragione per cui quando abbiamo deciso di adottare un provvedimento di restrizione, di chiusura delle attività produttive, abbiamo ritenuto necessario il confronto con i sindacati, oltre che con le associazioni delle categorie imprenditoriali. Detto questo, stiamo ancora lavorando con i sindacati perché è normale che possa avvenire, decidere di chiudere interi comparti, individuando di punto in bianco, immaginate, quali sono le attività essenziali e quali non essenziali, è una operazione complicatissima. L'Italia, lo vorrei ricordare, non ha mai affrontato problematiche di questo tipo. Si può dire che col senno di poi si può far meglio, si poteva far meglio, tutti hanno una soluzione, però se la confrontate sono sempre soluzioni diverse, quindi vuol dire che non c'è una certezza, un'univoca soluzione che possa mettere tutti d'accordo. Detto questo, quindi stiamo facendo degli aggiustamenti, coinvolgendo anche i sindacati, che non sono rimasti in alcuni casi soddisfatti per le scelte che ha fatto il Governo col decreto quando abbiamo individuato le attività essenziali e le attività produttive. È una cosa complicata perché le filiere produttive sono molto integrate e quindi bisogna considerare che se noi oggi mangiamo del cibo nel supermercato c'è una base di polistirolo su cui questo cibo è depositato, c'è una pellicola trasparente, c'è un'etichetta, quindi vedete quante attività produttive si concentrano. Detto questo, mi auguro che non ci siano scioperi di sorta. In questa fase il Paese non se lo può permettere, questo vale anche per i rifornitori di carburanti. Confido ovviamente che questi annunci possano rientrare, perché noi dobbiamo garantire a tutti, ovviamente a tutta la comunità nazionale, l'approvvigionamento di tutti i servizi essenziali, quindi posso garantire che la filiera alimentare sarà assolutamente garantita, ma posso anche garantire che sarà assicurato il rifornimento del carburante. Allora, così il Premier Giuseppe Conte ieri sera, oggettivamente, chiaro, dipende anche dal ruolo del governo, in questo caso, nel far rientrare questo ultimatum. Ieri sera abbiamo aggiornato subito, collegandoci con il responsabile di settore per Confesercenti, ci ha spiegato bene qual è il tema benzinai. In questo momento hanno una carenza di contante, da una parte per di più molti meno passaggi, e c'è un problema di margini chiaramente tra chi gestisce l'impianto,
che è in mezzo tra il proprietario dell'impianto e le compagnie petrolifere, quindi ha margini di guadagno molto ridotti in questo momento, sono in difficoltà, dicono di non riuscire a rifornire nemmeno le stesse stazioni di servizio, e quindi da questa sera, a cominciare dalle autostrade eccetera, si andrebbe allo sciopero, ma allo sciopero loro la chiamano più che altro una chiusura. Scopriremo nel corso di questa giornata, perché è un tema importantissimo, è un servizio essenziale, lo ha ribadito il Premier, e deve restare aperto. Allora, andiamo a Marghera, dove tra poco inizierà la conferenza stampa di Luca Zaia. Anna Maria, a te, buongiorno. Anna Maria Parisi. Sì, eccoci, buongiorno, siamo anche oggi in diretta qui dalla sede della Protezione Civile del Veneto, in attesa, come anticipavi tu da studio, del consueto punto stampa del governatore Zaia. Tante le cose da chiedergli, oltre a quelle che lui ci dirà, a cominciare dalle domande da porgli, quella che è la conseguenza logica del quanto detto ieri da Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, che rispondendo ai giornalisti a margine della conferenza stampa della Protezione Civile ha parlato del contributo degli asintomatici, dicendo che il contributo degli asintomatici nella diffusione all'epidemia è decisamente inferiore a quello dei sintomatici, quindi da qui si apre tutto il dibattito. Non so se nel frattempo tu da studio hai anticipato anche il totale dei casi con tampone positivo nel Veneto, che ad oggi, da quanto risulta dai dati forniti dall'azienda Zero della Regione del Veneto, sono 6.442. ovvero più 373 casi rispetto a ieri. Nel frattempo qui da Marghera, dal quartiere Cita dove ci troviamo, ricomincia il consueto appuntamento con l'inno dei fratelli, con l'inno italiano, con Fratelli d'Italia, come sentite l'inno di Mameli sullo sfondo. Ma chi lo suona? Ci piace dire anche che lo suonano dai balconi, dalle finestre. Ah, perché sanno che sei lì adesso. Tutti i residenti qui come appuntamento fisso oramai da diversi giorni. No, lo suonano per tutta l'Italia, per tutti gli italiani, tutti i veneti. Anzi, se mi permette, appunto, c'era a tal proposito il governatore Zaia ricordava anche come a favore, ecco, con le immagini di Federico Cibotto che si sta spostando come campo di inquadratura, vediamo anche che cosa riprende con la gente che sta applaudendo dai balconi, sempre con il tricolore che sventola, frusciante quanto il vento di oggi, che è veramente molto forte, non sappiamo a quanto stia aspirando, ma è molto forte. E accanto al tricolore abbiamo visto anche il gonfalone di San Marco. Nell'informazione che quotidianamente, oramai da un mese, forniamo a tutti i nostri amici telespettatori, c'è da dire che il governatore aveva anche anticipato come si adopererà affinché la comunicazione sia anche a favore della gente che non sente, insomma, e quindi diceva che quanto prima si adopererà anche con la LIS, il linguaggio dei segni. Sì. Questo è un dato in più che vi stiamo fornendo. Noi siamo in attesa che aprano, come sempre, a breve l'ingresso per noi della stampa, e come sempre gireremo diverse domande che ci arrivano direttamente dai telespettatori al governatore. Va bene. Hai qualcosa da anticiparmi, così poi magari gliela posso chiedere? No, va bene così, Anna Maria. Anche quella cosa che è interessante, okay, appunto sugli asintomatici, che ieri sera abbiamo riportato in diretta, ed è un dato da analizzare, insomma, sicuramente sono da tenere sotto controllo, come dirà, immaginiamo, il governatore Zaia, ma l'Istituto Superiore di Sanità dice, forse come era comprensibile, che sono meno contagiosi rispetto ai sintomatici. Insomma, è abbastanza semplice, però comunque sono un rischio per quanti magari hanno condizioni di salute già compromesse. Ci rivediamo tra poco, Anna Maria, perché 12:30, insomma, circa inizia la conferenza stampa, va bene? Certo. Grazie Anna Maria Parisi e Federico Cibotto. Sì, esatto, sì, a dopo. A voi, da Marghera. Dunque, vi faccio vedere adesso e sentire Federica Pellegrini e Cristian Ghedina, il mitico Ghedina che era in collegamento ieri sera da
con Christian Arboit con Antena 3. Prima volevo darvi un paio di notiziole, ci dicono e scrivono in tanti. Ho visto la consegna delle mascherine, Moreno, come faccio io da quinto, come giustifico il mio spostamento? Ecco, allora noi abbiamo dato per scontato, ma era ripetuto anche in questi giorni, ogni amministrazione lo sta facendo, quindi è chiaro che se avete visto la consegna delle mascherine abbiamo dato con puntualità la distribuzione come si sarebbe fatta e come si sta facendo nei vari capoluoghi di provincia, l'abbiamo detto lunedì sera. Ecco, abbiamo mostrato la consegna delle mascherine a Treviso, non è che da tutta la provincia bisogna andare a Treviso, ogni amministrazione deve fare la sua. E a proposito, ci scrive, chi era? Massimiliano? Sì, stavo guardando il servizio del telegiornale, le mascherine consegnate vicino alle mura della Protezione Civile, Treviso, viene data sciolta e non confezionata a mano dall'operatore, non mi sembra igienico, lo abbiamo detto e sottolineato anche ieri al video. L'operatore volontario ha la mascherina, ha i guanti e sfila una mascherina alla volta appunto e la consegna dalla confezione e la consegna all'automobilista, così è stato fatto ieri con una consegna veramente rapida come avete visto. Potete chiedere a Zaia perché non fanno il tampone ai sintomatici rimasti a casa. Angelo, dipende, questo deve essere il suo medico di famiglia, lo diciamo sempre, c'è comunque anche nostri amici hanno un po' di tosse in questo momento, un po' di raffreddore, cioè dipende che sintomatico, deve essere il suo medico a seguirla anche se telefonicamente e in quel caso eventualmente attivare tutto l'iter delle precauzioni e delle verifiche. Allora, facciamo un salto alle dichiarazioni dei campionissimi, cominciamo da Federica Pellegrini, anche perché discute del rinvio, cioè lancia il suo messaggio sul rinvio delle Olimpiadi del Giappone che si terranno nel 2021, si chiameranno comunque 2020, l'avete capito, ma saranno l'anno prossimo e certo per molti campioni come anche Federica Pellegrini, per il tennis per esempio Roger Federer, poteva essere l'ultima Olimpiade, rinviarle di un anno è significativo per chi comunque ha una preparazione anche in età più avanzata atleticamente parlando pur essendo giovanissimi. Sentiamo Federica Pellegrini. Ragazzi, allora forse lo sapete già, ma adesso è ufficiale, le Olimpiadi sono state rimandate di un anno esatto, quindi si faranno lo stesso periodo che si sarebbero dovute tenere quest'anno, cioè dal 24 luglio, si faranno invece che 2020, 2021 il prossimo anno. E devo dire che in questo momento abbiamo appena ricevuto la notizia, sono un po' in due binari paralleli che vagano parallelamente. Da un lato il fatto che cazzo devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere, sembra una barzelletta, sembra il destino, sembrano vi stavo dicendo, sembrano il destino, le coincidenze, però fatto sta che io non posso smettere di nuotare. No dai, a parte gli scherzi, allora da un lato è logico che al netto di tutto quello che sta succedendo, se non fosse successo niente di tutto quello che sta succedendo nel mondo, avrei preferito gareggiare quest'anno, questo è sicuro. Però visto che tanti atleti non hanno la possibilità di nuotare, di allenarsi per il proprio sport, saremmo arrivati a un'Olimpiade veramente non essendo preparati per fare un'Olimpiade, quindi la decisione di spostarle tra un anno è giusta, sono d'accordo e ci prepareremo al meglio. Adesso si tratta solo di riprogrammare tutto quanto, un po' come alla fine doveva essere quest'anno. E niente, speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno. E niente, dai. Ciao. Ciao a Federica Pellegrini, campionissima, quindi di sicuro ce la farà. Volevo darvi un altro aggiornamento e poi sentiamo anche Cristian Ghedina. Ricorderete un video di pochi giorni fa quando il principe Carlo scendeva dall'auto e
distinto stava per dare la mano alle persone presenti ad aspettarlo e poi la ritirava. Insomma, adesso quel video ha fatto il giro del mondo. Il principe Carlo è positivo al coronavirus, notizia di poco fa, e quindi rileviamo anche questa, riportata adesso anche dal Corriere. L'erede al trono d'Inghilterra a 71 anni è risultato positivo al test del coronavirus, mentre Camilla è negativa, lo rende noto Buckingham Palace, specificando che mostra sintomi lievi e sembra essere in buona salute. Il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia si trovano in isolamento nella loro residenza in Scozia già da qualche giorno. Nel Regno Unito è atteso il discorso in diretta TV della regina, che si è ritirata al castello di Windsor, annunciato qualche giorno fa, e quindi poi dovrebbe arrivare questo discorso. Guardate che poi ci sono quelle mappe del mondo, insomma tutto il mondo è contagiato adesso, compresa la Russia, che molti ritenevano coperta dall'Arbidol o Arbidol, che ancora qualche cialtrone di Facebook ritiene che sia la medicina salvifica e che viene nascosta al mondo, un farmaco di 40 anni fa. Dunque, 4 medici deceduti nelle ultime ore per un totale di 29 purtroppo, e questo è l'aggiornamento nel nostro paese. In Belgio 4.937 casi, 178 decessi. Spagna, più morti della Cina anche in Spagna, 3.434. E Attilio Fontana ancora questa mattina: vedo troppa gente in giro, per le strade ci sono ancora troppe persone, dice il governatore della Lombardia. L'Iran adesso decide misure più stringenti, tutti a casa 15 giorni. Russia, 163 nuovi casi, triplicati in 24 ore. L'OMS questa mattina: il picco in Italia entro la prossima settimana, il picco dovremmo averlo entro la prossima settimana, che sarà decisiva. Ogni settimana è decisiva, questo l'abbiamo capito tutti ormai. Lo ha detto Ranieri Guerra, direttore vicario dell'OMS, ospite a Radio Capital. In alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva, quindi il picco potrebbe essere raggiunto già in questa settimana e poi cadere. E riferendosi al comportamento dell'Europa nel contrastare la diffusione del coronavirus ha precisato: non c'è appunto quale comportamento dell'Europa, perché ogni paese, come avete visto, fa il suo, non c'è coesione in nessun ambito europeo, abbiamo visto un rischio di disintegrazione, è incredibile che ancora gli Stati membri non riescano a trovare una risposta comune. All'inizio l'Italia è stata isolata, su questo non c'è il benché minimo dubbio. Arriva il terzo team di medici dalla Cina e va bene. Poi in Sicilia sequestrano 4.500 litri di gel disinfettante illegale, purtroppo abbiamo visto e raccontato molto anche di questo. Russia, 163 nuovi casi nelle ultime ore, triplicati in 24 ore. Vediamo adesso Cristian Ghedina. Ma sicuramente è stata una scelta molto difficile, ponderata. Si saranno riuniti. Adesso tutte le scelte per questo coronavirus sono difficili e bisogna sentire, vedere, di capire tutti, perché è una malattia, diciamo, un virus nuovo che ha creato veramente tanti danni a livello mondiale, sia alle persone che tanto anche all'economia. E per lo sport sicuramente è un grosso problema, però io penso sempre che bisogna guardare un po' tutto, mettere tutto in conto, e alla fine la cosa più importante, prima di tutto, è salvare le persone, più persone possibili, perché un evento così grosso vuol dire, anche se si dovrebbe fare magari o si poteva fare anche magari a porte chiuse, però c'è sempre un ammasso di gente importante, e io non penso che sia la cosa migliore. Io penso anche tutti quegli atleti che che si sono preparati, perché l'Olimpiade viene fatta ogni 4 anni, c'è qualcuno che è a fine della carriera. Dall'Olimpiade a Cortina, perché Cortina, come tutti i paesi d'Italia, è sotto quarantena. Che atmosfera c'è in questi giorni a Cortina? Oggi sono andato in posta anche, e c'è veramente il deserto più totale, e questo sì,
è brutto da vedere, però è positivo perché è un dato di fatto giusto, oggettivo, che vuol dire che la gente rispetta le regole. Questo mi fa molto piacere, però Cortina, chiaramente anche Cortina ha vissuto questa cancellazione del mondiale, cioè delle finali, non del mondiale, scusate, perché quest'anno avevamo le finali, che era il primo vero grande test per poi dopo fare il mondiale il prossimo anno. E anche la scelta lì era ancora abbastanza all'inizio, è stata molto sofferta, però a ragion veduta, guardando tutto quello che è successo, alla fine tutta la gente, tutti gli organizzatori si sono resi conto che era la soluzione più giusta. Sono convinto che Cortina ha le capacità, la fondazione, tutti coloro che lavorano, che aiutano, tutti daranno il meglio, il massimo per fare un gran mondiale. Poi dopo, prima sicuramente si pensa al mondiale, poi dopo le Olimpiadi al 2026, però io dico ancora prima di tutto questo bisogna cercare di risolvere questo problema del coronavirus il più in fretta possibile, perché se le cose vanno avanti per le lunghe diventa veramente un problema. Stare a casa è la cosa più importante per combattere più velocemente questa epidemia. Così Cristian Ghedina in onda in diretta su Antena 3 ieri sera con Christian Arboit. Ci sono moltissime domande, una di queste è invece una precisazione che noi prendiamo così com'è da Mauro, che ringraziamo, e dice, attenzione, informazione importante, a titolo precauzionale, gli schermi protettivi stampati a Grafica Veneta, le mascherine, diciamo, quelle di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, distribuite gratuitamente, non vanno lavati questi schermi protettivi fino a che l'iter dei test che riguardano i cicli di lavaggio e la temperatura adatta non sono stati conclusi. È possibile comunque disinfettare il dispositivo spruzzando una soluzione di alcol etilico al 70% e acqua al 30%, lasciare asciugare al sole. Così ci dice, noi magari faremo una verifica, questo è importante. Grazie a Mauro. Si fa riferimento molto all'immigrazione. E quelli sono alcuni messaggi e commenti che arrivano alla diretta. Allora, tra poco appunto altri aggiornamenti con il governatore Zaia, ci fermiamo pochi istanti e poi ci collegheremo con Marghera. Dunque, torniamo in diretta a 12:22, è tutto pronto, lo vedete, alla sala operativa della Protezione Civile, dove tra poco parlerà il governatore Zaia come ogni giorno per darci le ultime. Credo di intuire che questa sia la signora che aiuterà a rendere comprensibile con l'IS, la lingua dei segni, forse, adesso non so se siano dei test o probabilmente già appunto sono riusciti a trovare qualcuno che renda più chiaro per tutti, lo vedete anche per i sordomuti, il ragionamento e la conferenza stampa, insomma, che ogni giorno fa il governatore Luca Zaia. I supermercati non hanno quasi più nulla, Domizia ci dice questo, io immagino, mi auguro di no, perché a noi non risulta, che poi magari alcune giornate abbiano meno rifornimenti di altre, può anche essere, però non cominciamo a lanciare ancora una volta questi allarmi, mi raccomando. Vediamo un pochino, qui dice Zaia governa da 25 anni, cosa ha fatto? Scrive qualcuno. Sapevano tutto, Rossella, già alla fine di gennaio, altrimenti non avrebbero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale questo governo deve andare a casa. Non voglio poi dare una natura politica, ma quello è stato molto chiarito. Nel momento in cui è arrivata l'emergenza, si è decretata l'emergenza sanitaria anche nel nostro paese, che avrebbe potuto avere, può avere una durata di 6 mesi, dal 31 gennaio al 31 luglio. Da lì dire, l'unico ragionamento, il passaggio necessario, da lì non cominciare subito magari con alcuni avvisi alla popolazione, soprattutto dire dopo 4 giorni, stabilito il 27, firmato il 31, in Gazzetta il 1 febbraio, scusate, continuare a dire dopo qualche giorno ancora va tutto bene, siamo prontissimi, ecco, questo è l'unico lato sul quale eventualmente discutere. Anche se è vero, e sapete che già ai primissimi di febbraio si è tentato di comprare respiratori in tutto il mondo.
ma la difficoltà è davvero per tutti. Dunque, torniamo al tema benzinai. Chiuderanno tutto in Veneto? No, mi auguro di no, perché sennò sarebbe un problema. Sapete che c'è la filiera, soprattutto dell'alimentare, del farmaceutico, eccetera, che deve restare comunque aperta, e anche quella dei rifornimenti, e questo è molto importante. Vedremo questa giornata che è determinante. Aggiungo un dato. Tridico, presidente dell'Inps, dalla prossima settimana via le richieste per i bonus. Questo è un tema interessante anche per le nostre partite IVA. Il presidente dell'Inps dice via le domande per i sostegni economici previsti dal Cura Italia, ne abbiamo parlato poco fa col commercialista David Moro. Per Cura Italia, per partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo, per il bonus babysitter, domande accettate fino ad esaurimento risorse. Mentre sul fronte una tantum, che è l'una tantum di marzo, i 600 euro per le partite IVA, e poi dovrà essercene un'altra per aprile di sicuro, almeno così dice il ministro Patuanelli. Lo stesso Patuanelli dice, ministro dello sviluppo economico, non sarà un click day, quindi una corsa alla mattina presto per avere questo bonus di 600 euro, ma sarà un bonus che deve andare a tutti, detto dal ministro Patuanelli pochi giorni fa. Allora, i benzinai, torniamo a quelle precisazioni che ha dato Mario Rosina con noi in diretta ieri pomeriggio, sperando che nella giornata di oggi ci sia una svolta. Vorrei chiarire una cosa, praticamente non si deve usare la parola sciopero, perché non abbiamo dichiarato lo sciopero. È stato dichiarato a livello nazionale un ultimatum che scatterà da mercoledì, in quanto noi avevamo a suo tempo lanciato l'allarme dicendo che la categoria di produttori di carburanti è una categoria che garantisce da una parte si rappresenta, però per una serie di motivi è sofferente. È sofferente perché c'è stata una diminuzione dell'erogato che in certe zone è oltre il 50%, e indubbiamente con la chiusura di tutte le attività collaterali all'interno dell'impianto, lavaggi, officine e cose varie, sicuramente ha messo in una situazione, essendo già una categoria sofferente, sicuramente economicamente sofferente. Noi avevamo lanciato l'allarme sia al governo che alle compagnie petrolifere nel dire: governo, dateci gli strumenti e indubbiamente inseritici anche noi all'interno di quelle categorie che avranno bisogno. Pronto? Certo, la sento, Rosina, la sento. Sì. No, a un certo punto credevo fosse caduta la linea. No, prego. Al governo dateci quegli strumenti, quelle agevolazioni che date tutte alle categorie sofferenti, e alle compagnie petrolifere noi avevamo chiesto di adoperare sicuramente tutti quei strumenti, dandoci tutte le attrezzature sufficienti per poter continuare a lavorare e garantire la nostra salute, eliminare gli affitti, perché lei sa che su un distributore di carburanti la parte petrolifera è data in comodato, ma tutte le attività collaterali il gestore paga gli affitti, e le compagnie fino a tutt'oggi vogliono anche gli affitti. Sospendeteci gli affitti e dateci una dilazione di pagamento del carburante superiore a quelle che attualmente abbiamo, che è solo di 3 o 4 giorni. Dateci come minimo 15 giorni di dilazione di pagamento, perché altrimenti noi, avendo difficoltà di liquidità, non siamo in grado di pagare il rifornimento quando abbiamo esaurito quello che abbiamo, perché sotto l'aspetto che attualmente non gira più contante ma gira solo pagamenti tramite carte di credito, il gestore vende il carburante oggi e vede i soldi di quel carburante che ha venduto dopo 5 giorni, 4 giorni, 6 giorni, 8 giorni e anche 15 giorni. Che lei sappia, ma credo che purtroppo sia un dato che non ha nella disponibilità nemmeno lei, domani quanti benzinai sciopererebbero o potrebbero scioperare? O è una minaccia di sciopero? No. Ma allora io correggo la domanda. Quanti benzinai domani chiuderanno? Ma chiuderanno non perché aderiscono, ma chiuderanno perché non avranno più la possibilità di poter tenere aperto, perché non avranno più i soldi per poter comprare il rifornimento di quel carburante che ha esaurito. Chiuderanno perché non avranno più le attrezzature per potersi garantire una certa garanzia di non essere contagiati dal virus. Allora, avevamo intuito giusto, adesso è arrivata una comunicazione del portavoce del governatore Zaia, Carlo Parmeggiani, non so se c'è un ritardo di qualche minuto, ma avevamo ragione,
La signora che avete visto è Chiara Scipione e appunto oggi sarà lei a comunicare con la lingua dei segni. Abbiamo anche una breve presentazione che ha registrato pochi istanti fa Anna Maria Parisi, la sentiamo dal computer, vediamo. Pronti? Buongiorno, sono Chiara Scipione, adesso è arrivata una comunicazione del portavoce del no, aspettate che adesso sistemo perché c'è anche la diretta Facebook attraverso la quale leggiamo i commenti social, ecco, di chi ci scrive anche attraverso appunto la pagina Facebook. Ecco, ora ho corretto, prego. Buongiorno, sono Chiara Scipione, interprete di lingua dei segni dell'associazione ANIOS, Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni. Quindi vi dico, attenzione al coronavirus, state a casa. E coronavirus come si fa? Coronavirus. Grazie. Avete capito? Quindi c'è il simbolo della corona e virus, evidentemente appunto perché si diffonde così. Qui ancora dei test, allora tra poco credo che sia pronta la conferenza stampa, quindi arriverà il governatore Zaia, pronti per tutte le domande. Qui c'era qualcun altro che ci scriveva, Claudio, cosa si aspetta a rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina nei supermercati per cominciare? Il Presidente Zaia cita spesso la persona asintomatica che ne contagia altre 10. Diciamo ognuno di noi può contagiarne un R negativo di 2,4, cioè ognuno di noi può contagiare 2,4 persone. L'asintomatico certo può contagiare magari ancora di più senza saperlo. Si punisce chi va a fare jogging da solo senza la possibilità di contagiare né di essere contagiato e si lascia che persone accedano al supermercato parlando al telefono, spandendo pulviscolo salivare a destra e manca. Insomma, è sbagliato, poi soprattutto al supermercato cercate di essere dotati di mascherina. Eccolo qua, il governatore Luca Zaia, i servizi che avevamo pronti li vedremo tra poco, soprattutto un aggiornamento a Merlara dove è positivo il sindaco Corradin, per ora solo tosse, quindi sintomi lievi, e ci sono purtroppo altri 2 decessi alla casa di riposo. Eccolo qua, a sinistra Moena Lanzarin, la lingua dei segni come abbiamo detto Chiara Scipione, il governatore Zaia. Buongiorno, si sente? Buongiorno a tutti, grazie. Oggi abbiamo peraltro un saluto a tutti quelli che sono qui e a quelli che sono collegati tramite le TV e a coloro che sono collegati tramite i social. Oggi avete una novità, c'è la dottoressa Chiara Scipione che ci darà una mano a rendere più utili questi messaggi anche rispetto al mondo di coloro che non hanno la fortuna di udire. Ve lo dico perché abbiamo avuto un sacco di richieste e quindi mi scuso con tutti i cittadini che hanno difficoltà uditive, mi scuso ma non siamo riusciti a organizzarlo, adesso in questa fase emergenziale vedremo di fare in modo che tutti siano raggiunti dalle informazioni che diamo e quindi spero che almeno da oggi possa fare tirare un sospiro di sollievo a questi cittadini che saluto. Allora, veniamo subito ai dati per non perdere tempo. I cittadini in isolamento in questo momento in Veneto sono 17.159. Di questi 17.159 cittadini che sono in isolamento, 6.442 sono positivi. Abbiamo in questo momento ricoverati nella struttura del Veneto, bollettino di questa mattina, 1.723 cittadini. Vuol dire che abbiamo sempre più 2 grandi ospedali provinciali dedicati a questi pazienti. Sono 1.723 letti dedicati a questi pazienti che sono presenti nelle terapie intensive, nelle terapie subintensive, semi-intensive e in tutte le malattie infettive, fondamentalmente, e poi nelle degenze finali. Di questi 1.723 pazienti, 316 sono i pazienti presenti nelle terapie intensive. Qui siamo proprio a livelli massimi estremi di intensità di cura e quindi stiamo parlando di pazienti problematici. Scusate, ma cosa succede? Sento parlare? Scusatemi. E abbiamo ovviamente 316 pazienti che si trovano ovviamente ad essere intubati e per i quali ovviamente i nostri sanitari stanno lavorando giorno e notte per fare in modo di riportarli a una vita normale.
I dimessi sono 439, quindi vedete che inizia a salire il numero di persone che escono e sono dimesse. Purtroppo il bollettino di guerra si chiude male con 258 persone, quindi 258 cittadini che hanno perso la vita. E questa è la parte più tragica di questa vicenda. Considerazioni. Le considerazioni che faccio sono presto dette. Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Io non credo alle letture di dire mai ci sono 10 in meno in terapia intensiva oggi, ci sono 4 ricoveri in meno, un morto in meno. Guardate, il trend, quando è trend, lo si vede giorno dopo giorno in maniera sempre più importante, e vedrete che arriveremo a un giorno nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi giornalmente. Quello è il punto dal quale non si torna più indietro. Noi siamo qui a lavorare in totale piena emergenza. I veneti che ci ascoltano dicono: sentiamo Zaia cosa ha da dirci oggi. Vi dico che siamo sul pezzo, vi dico di non abbassare la guardia, di avere fiducia. La sanità del Veneto funziona, è una sanità tutta pubblica con un aiuto da parte dei privati, ma la gestione, vi ricordo che al 95% delle terapie intensive è tutta del pubblico, e abbiamo messo in piedi una macchina da guerra favolosa, e io spero che questa macchina da guerra dimostri fino in fondo ai veneti quello che io vi ho sempre detto, vedrete che quando ci sarà bisogno e il gioco si farà duro, ci renderemo conto di che sanità abbiamo. E il mio invito è ancora quello di rispettare le restrizioni. Oggi abbiamo un punto, una videoconferenza alle 3 del pomeriggio con il Governo rispetto al nuovo decreto. Immagino ci saranno ancora idee di nuove restrizioni, non ve lo so dire, adesso cercheremo di capire, però restano valide quelle che abbiamo noi in Veneto. La chiusura dei punti vendita, a meno che non accada che si sconvolga tutto con un provvedimento nazionale, ma a tutt'oggi resta valido il tema della chiusura dei punti vendita e il della domenica, e ovviamente il tema delle passeggiate domenicali. Sto valutando, ma vi dico anche, ve lo dico non come la stiamo valutando, io ho messo il limite ai 200 metri e ci sta, e lo confermo, da casa, no? Però sto anche valutando, ci sono delle casistiche, mi chiamano molti genitori che hanno figli autistici, che hanno la necessità di far tanta strada a questi ragazzi per tenerli, diciamo, in movimento e per garantire a loro una stabilità durante la giornata. Ecco, in alcuni casi potremmo prevedere, magari con una ordinanza, delle deroghe, e ovviamente la stiamo valutando, e stiamo valutando anche come affrontare questa partita. Ho avuto qualche segnalazione, per questo ve lo dico. La prima cura al coronavirus siamo noi, ce la ricorderemo tutta la vita sta frase, ma è vero che siamo noi, è vero perché io l'ho visto dal traffico come è diminuito, è vero perché ho visto i primi risultati del movimento dei contagi, è vero perché i nostri sanitari fanno un lavoro eccezionale, ma noi li dobbiamo aiutare. Sul fronte dei respiratori vi dico che questa settimana, se gli ordini che abbiamo fatto verranno confermati con gli arrivi, ieri sera sono arrivati 50 respiratori, oggi sembra altri 40, questo fine settimana noi siamo a regime con tutti i respiratori. Continuiamo ad acquistare con le difficoltà dei mercati, continuiamo ad allestire terapie semi-intensive, perché è stata una delle strategie del Veneto, è quella di portare meno pazienti possibili in intensiva e cercare di curarli nella semi-intensiva, che è meno invasiva, che è meno problematica, ovviamente creando non poche postazioni. Vi dico che il quadro ce l'abbiamo ben chiaro sotto gli occhi. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi. Rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa, e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. Restate a casa, tutti coloro che possono restare a casa perché non hanno impegni lavorativi, perché la loro azienda non rientra in quelle chiuse e perché comunque hanno degli impegni, non hanno degli impegni indifferibili come andare a fare una visita in ospedale o ad altre robe, debbono restare a casa. Fidatevi che la cura è questa. Ai cittadini e ai tanti anziani che mi chiedono se hanno problemi
vadano dai loro sindaci, contattino il comune, non vadano. Cioè, gli anziani, una preghiera è restare in casa, gli anziani devono restare a casa, e se ci sono realtà e un volontariato, che ringrazio tutti, che riescono a portare la spesa a casa agli anziani, meglio ancora. Meno contatti abbiamo tutti, giovani, vecchi, bambini o adulti o quello che è, più difficoltà avrà il virus a diffondersi. È un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire l'encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocarditi, e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire l'insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice ma Zaia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è restare a casa. E continuiamo con gli acquisti di mascherine, con questi 13 milioni e mezzo che stanno arrivando. Ormai tutti gli ospedali hanno la dotazione. Oggi ai direttori generali abbiamo detto di distribuirle anche alle case di riposo e ai centri servizi. Ovviamente stiamo parlando di mascherine chirurgiche. Abbiamo qualche emergenza sul fronte dei calzari piuttosto di qualche camice, ma insomma lì su quei fronti diciamo non siamo più nella situazione di qualche giorno fa o di qualche settimana fa. Diciamo che il mercato si sta un po' più aprendo. Abbiamo anche creato e messo in piedi insomma, un contatto serio, solido con anche un produttore locale che comunque 10.000 mascherine al giorno ce le dà, e ce ne dà 60.000, 70.000 a settimana che servono a corredo, e quindi ci aiuta a pian piano a aumentare i magazzini. Nei magazzini ne abbiamo, e quindi per noi sul fronte mascherine chirurgiche l'emergenza si chiude qui. Sul fronte mascherine da terapia intensiva, sto parlando delle P2 e delle P3, l'emergenza si chiude tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3, che è come aver scoperto un giacimento con una pepita d'oro che non finisce più. Cioè impensabile avere già questa settimana. Ne dovremo avere 200.000-300.000 di anticipo, e la prossima settimana a saldo il resto della fornitura. Abbiamo acquistato 400.000 kit istantanei, più altri 100.000 che ce li hanno donati, e quindi ringrazio appunto anche per questa donazione che viene da Pesenti, e quindi lo ringrazio per questa donazione. E anche qui insomma stiamo andando avanti, e poi i tamponi e tutto quello che stiamo facendo sul fronte dei tamponi. Non vi voglio parlare di tamponi oggi, vi voglio poi parlare di due aspetti. Le donazioni stanno procedendo, e quindi ringrazio tutti i cittadini. Vi porterò qui una mattina lo stampato del conto corrente per far vedere che movimento di popolo c'è rispetto alle donazioni. Siamo già oltre gli 8 milioni di euro, ma abbondanti. Ne ho anche un paio di grosse che arriveranno, che stanno arrivando. Una di quelle grosse mi arriva oggi e ve l'annuncio: il gruppo De Longhi versa 3 milioni di euro, 2 milioni direttamente al conto corrente della Regione, l'altro milione sempre al conto corrente, ma dedicato tramite l'associazione Mio Figlio, sempre comunque per il coronavirus, e diciamo più dedicato alle spese sul coronavirus di Treviso 1 milione e 2 milioni in generale. Questo è il gruppo De Longhi. Ringrazio ovviamente il dottor Giuseppe De Longhi, il dottor Fabio De Longhi, con i quali ci siamo sentiti più volte in questi giorni, quindi ringrazio, perché questa donazione del gruppo De Longhi di 3 milioni di euro ci aiuta a far fronte alle tante spese che abbiamo. Ringrazio anche i tanti cittadini, uno ad uno, che hanno versato i 5 euro, i 10 euro, i 50 euro, i 5.000 euro, i 1.000 euro, i 10.000 euro. Abbiamo tanti versamenti di 5 e 10.000 euro, e poi quelli dei 50.000 e su, e poi gli altri grossi versamenti che voglio ricordare, non perché abbiano, come si può dire, più rango del sacrificio che fa magari una persona che versa 5 euro, ma li voglio ricordare perché è un grande segnale che viene dall'imprenditoria veneta, ed è un grande elemento di emulazione, nel senso che gli altri imprenditori sanno che ci sono già dei colleghi che versano, e io vedo che ogni volta quando si danno queste notizie i risultati vengono fuori. Abbiamo avuto ovviamente la famiglia Zoppas, Enrico e Franco Zoppas con 1 milione di euro, abbiamo avuto la famiglia Doris, e quindi Ennio Doris con 5 milioni di euro,
abbiamo poi avuto il versamento di Moretti Polegato, un altro 1 milione di euro di Enrico Moretti Polegato e ovviamente Mario Moretti Polegato per Geox e Diadora un altro 1 milione di euro, e adesso il gruppo De Longhi con questi 3 milioni di euro. Ma posso garantirvi che ce ne sono altri in arrivo che già mi hanno comunicato del loro versamento e li ricorderò di volta in volta perché voglio dare un po' di onore a tutti in maniera personale e dedicata in ogni punto stampa. Vedo un sacco di dibattito, permettetemi di dire anche a volte che nasce da una cattiva interpretazione. Noi abbiamo detto che abbiamo fatto il censimento dei respiratori dei veterinari, dei 50 respiratori. Non si tolgono i respiratori ai casi di emergenza, stiamo facendo un censimento per tutto quello che è l'utilizzo in elezione. Come vuol dire? È che esattamente che se fermo la sala operatoria di un ospedale, il respiratore del banco operatorio dell'ospedale verrà utilizzato per il coronavirus, il che non vuol dire che nessuno verrà più operato in Veneto. Così vale per i veterinari, cioè i respiratori che servono per le urgenze veterinari ci sono. Stiamo parlando semplicemente di quello che consideriamo oggi arrestabile per dedicarlo a questi pazienti. Non entro nel merito delle valutazioni, non entro nel merito anche di alcune esternazioni che ho visto che sono veramente volgari e qualificano le persone che le fanno, però ripeto, è esattamente quello che stiamo facendo con gli ospedali. Abbiamo ridotto l'attività chirurgica, delle sale operatorie non sono più utilizzate per sala operatoria perché ne abbiamo solo alcune dedicate ai pazienti critici, e quindi in quelle sale operatorie, per chi ancora non l'avesse capito, mettiamo letti con respiratori che abbiamo comprato e agganciamo pazienti ai respiratori che sono lì fissi al tavolo operatorio, perché non possiamo permetterci di perdere neanche un respiratore. Lo stesso principio l'abbiamo adottato per i veterinari. Ci sono i respiratori per le urgenze, ma nel nostro censimento ci sono dei respiratori che sono lì, latenti, che vengono utilizzati magari per fare dei trattamenti, delle attività chirurgiche in elezione, cioè programmate, che si possono programmare, e che so, l'operare il velo pendulo del bulldog perché respiri meglio è un intervento che lo si programma, lo puoi fare oggi, se il caso è grave va nella lista dei gravi, se no aspetterà che arrivi la sua ora per fare l'intervento chirurgico. Ve lo dico per caso personale, chiaro? Quindi anch'io ho rimandato, anche col mio cane, tanto per dirla tutta, ho rimandato un intervento che doveva fare un mese fa proprio per questo motivo. Quindi prima di parlare Tasi, questo è il consiglio che do, è un vecchio adagio veneto, prima di parlare Tasi, che vuol dire cosa? Prima di parlare magari informati bene ed eviti anche di fare brutte figuracce. Di certo non posso accettare lezioni di etica e di morale da gente che non ha neanche capito di cosa si sta parlando. Per quanto riguarda poi in generale le belle notizie, ce n'è una, sapete che è stata approvata la valutazione VAS per l'ospedale di Padova. Noi saremo pronti per la firma dell'accordo di programma tra aprile e giugno, tra aprile e maggio, adesso vedremo quando. Considerate che noi siamo concentrati qui con l'assessore Lanzarin, che saluto e ringrazio per l'eccezionale attività che sta facendo, e l'assessore Bottacin per l'altrettanta eccezionale attività sui due fronti, no? Sanità e protezione civile. Ecco, noi siamo qui, viviamo qui, però è bene che io vi dica, lo dico anche sempre a quelli che tifano perché tutte le cose vadano male, mettetevi il cuore in pace. Abbiamo sbloccato anche l'ospedale nuovo di Padova, è arrivata la VAS, firmeremo l'accordo di programma, siamo in linea, siccome si parla di sanità permettetemi di dirlo, siamo in linea con il programma e andiamo a realizzare quello che dovrà essere il nuovo policlinico universitario, in un contesto di sanità che quando ne saremo venuti fuori da questa partita sarà una sanità sicuramente eccellente. Domande, prego. Vi basta così? Allora, Anna Maria, prego. Allora, scrive un telespettatore asintomatico e chiede, sulla base di quanto detto ieri da Franco Locatelli, rispondendo appunto ai giornalisti a margine della conferenza stampa della protezione civile,
sul contributo degli asintomatici, che dice che rispetto alla diffusione dell'epidemia è inferiore rispetto a quelli dei sintomatici, quindi di nuovo la questione della partita dei tamponi. Non ho capito. Allora, la questione della partita dei tamponi, sì. Locatelli ieri ha detto che il contributo degli asintomatici alla diffusione del virus è inferiore rispetto a quello dei sintomatici. E quindi? E quindi, cioè, con la partita dei tamponi, stanno da fare tamponi anche gli asintomatici, scrive un telespettatore nel momento in cui... Non ho capito in che contesto il professor Locatelli ha detto questo, per cui è impossibile rispondere, cioè lo può aver detto in 1000 contesti, perché lo potrei dire anche io una frase così, ma la devo contestualizzare. Se mi dite che sia più interessante testare il sintomatico dell'asintomatico, in linea di principio vi dico di sì, ma se vi dico che è interessante testare l'asintomatico perché per la logica delle probabilità mi permette di beccare un contagiatore ignoto, vi dico che è altrettanto vero, per cui è difficile Anna Maria commentare una cosa del genere. Dico ai cittadini che comunque noi in questo momento abbiamo le difficoltà dei tamponi, ce li stiamo facendo in casa perché non ci sono più tamponi neanche reattivi di fatto. Prego. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Io avevo due domande. La prima riguarda questa impennata di decessi che oggettivamente fa paura. Ieri sono stati 27, mi pare, oggi abbiamo cominciato con 18, no? Mi sembra. Dobbiamo, questa cosa forse non deve sorprendere nel momento in cui si è detto più volte che il picco è atteso verso metà aprile, quindi purtroppo, se non sbaglio, di qui a metà aprile dobbiamo attenderci una impennata ulteriore di decessi. Era prevista, voglio dire, ve l'aspettavate, nel senso... Assolutamente sì, il modello è ancora più chiaro per i prossimi giorni. Quindi se il messaggio deve essere chiaro, nessuno deve dormire a sonni tranquilli, ma lo dico perché è giusto che ognuno di noi rispetti le regole. Il tema, io non mi metto la mascherina, ce l'ho tutto il giorno, ce l'ho qui, ma per un fatto anche, come si può dire, di cercare di essere un minimo comunicativo con i cittadini, è forse anche un messaggio di speranza, però tutti debbono avere le protezioni, le distanze di sicurezza, il gel, se non hai il gel usa l'alcol etilico, non muori se per un periodo avrai le mani rosse, insomma da bimbi le abbiamo fatte tutte queste robe, e se vuoi disinfettare acqua e varachina al 5% ti fai una soluzione, una spruzzetta e spruzzi dappertutto, insomma ci sono un sacco di soluzioni e facciamo in modo di fare un lavoro di squadra. E noi non siamo felici con 258 morti, anche se si chiudesse qui la partita, è già una sconfitta questa, È già una sconfitta perché chi lavora per salvare la vita dei cittadini non avrebbe mai pensato di dover fare un bollettino dei morti quotidiano. Per cui, per carità, a me non me ne frega niente che saremo forse, chissà, quelli con meno morti, con minore impatto del virus. La verità è che qui il virus ha fatto danni, perché quando tu hai 1700 persone in ospedale e 250 morti, cominci a dire che questa non era un'influenza, e quindi andate a chiederlo a chi ci diceva che era un'influenza, perché tutti noi abbiamo detto i sintomi influenzali ci dicono, no? Quindi siamo preoccupati, il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, di patologici e anche di mortalità. Stiamo facendo il diavolo a 4 per rinforzare ancora di più le prime fila, che sono quelle delle terapie intensive e semi-intensive, e questa è una sfida quotidiana. Prego, altre domande, prego. Io avevo la seconda però. Cioè? Dovrò ancora formularla. Prego. Proprio alla luce della sospensione delle attività differibili negli ospedali, mi segnalano, non so se questo corrisponde alla verità, però me l'hanno segnalato i dirigenti medici, che ci sono anche reparti in cui forse dei medici in questo momento sarebbero disponibili a dare una mano, reparti in cui le attività differibili sono sospese, non si fa praticamente nulla, lì forse c'è un serbatoio. Abbiamo il conto di questo, ce l'abbiamo sott'occhio questa. Allora noi abbiamo mantenuto fino adesso le postazioni, dopodiché se l'emergenza comincia a stringere abbiamo già anche un piano di trasferimenti, come lo abbiamo fatto per gli infermieri.
e anche di formazione, perché abbiamo anche il piano di formazione, perché se la situazione dovesse precipitare e avessimo bisogno di intensivisti, sappiate che c'è anche un modello formativo per prendere un medico che non fa intensiva e dirgli guarda, mi sembra siano 8 ore e mezza di training per portarlo ad essere un medico da intensiva, un medico fra virgolette da trincea, cioè non è, c'è l'intensivista, è un'altra roba. Però insomma vi ricordo che in Lombardia leggevo che ci sono addirittura quelli di oculistica che fanno intensiva. Sì, ma infatti la domanda era proprio finalizzata a questo. Noi anche su questo siamo sul pezzo. Prego. Morena Flores, Telenuovo, buongiorno. Ciao. Sta valutando la necessità di una deroga per i genitori di figli autistici. Penso anche alle tante famiglie con magari ragazzi fragili piuttosto che anziani. Ci può dare qualche dettaglio? Magari qualche No, guarda, ci sto lavorando seriamente perché ho visto il grido d'appello di alcune mamme e per cui penso che sia giusto adesso con i clinici capire, perché se il tema è che c'è una certificazione di una disabilità che ha bisogno di questo, per carità, cioè io penso che si possa assolutamente venire incontro alle famiglie. Di certo io passeggiate non ne voglio vedere, non voglio vedere scampagnate, biciclettate, corsette, altre robe del genere. Non si offenda a nessuno, perché uno diceva Zai è un dittatore. No, io faccio quello che deve fare un medico, dare i consigli per non ammalarsi, che è un'altra roba. Il medico una volta diceva, mi ricordo da bimbo andavi dal medico, diceva stai dentro a casa, mangi in bianco. E tu non è che andavi a casa e mangiavi la pasta con ragù, ti veniva da piangere a vedere la pasta in bianco, ma la mangiavi e non pensavi che fosse un dittatore, pensavi che fosse uno che si occupava della tua salute. Ma le ha scritto un papà, una mamma? Mamme, e devo dire anche un'altra categoria che non cito, non la cito per prudenza, nel senso che stiamo facendo una verifica legale, seria, importante, per un problema importante. Per cui se ne vengo fuori vi dico di cosa si trattava, se no è chiusa lì. Rimanendo sul tema di persone che non stanno bene, che hanno bisogno magari di assistenze particolari, ci sono ad esempio dei ricoverati, ci è arrivata a noi la richiesta, dei ricoverati a casa, magari dopo ictus, dopo malattie di questo tipo importanti, che avrebbero bisogno di fisioterapie perché altrimenti regrediscono, invece di... Ecco, in questo caso dare la deroga a un fisioterapista che si muove è possibile? Questa è derogabile e non ve l'ho neanche detta perché abbiamo già fatto una certificazione noi per un disabile al 100% che aveva bisogno della badante per essere allettato la sera e alzato al mattino, e per cui proprio in virtù di questo caso che abbiamo avuto la metteremo in questa deroga, nel senso che tutto quello che sono pratiche di attività mediche o fisiatriche a domicilio o di assistenza alla persona, giustamente la badante diceva io ci vado volentieri, ma se mi fermano per strada, soprattutto alla luce delle pene pecuniarie, diventa un problema. Ok, comunque se state pensando si sarà inserito al prossimo Sì. Okay. Ti aggiungo anche di più che abbiamo fatto noi qui in Protezione Civile una dichiarazione che questa signora si porta dietro per andare a prestare il servizio. Due domande, Lobello TG2. Ciao. Buongiorno. Una, cominciata la sperimentazione sul farmaco giapponese, se sì dove? E due, quando arriveranno questi kit e da dove si comincerà con questi kit rapidi? Allora, la prima ancora no, perché stiamo aspettando il protocollo che penso arrivi a ore dell'AIFA. E la faremo a Padova, dove stiamo già sperimentando in azienda ospedaliera altri 6 farmaci, tra i quali il Tulicid, quello dell'artrite reumatoide, non so mai come si pronunci, ed altri farmaci. Per quanto riguarda i kit, non sono l'alternativa al tampone, ve lo ricordo, ma ricercano la risposta anticorpale nel sangue. Arrivano i primi 100.000, arrivano praticamente venerdì a Treviso, poi ne arrivano 10.000 ogni settimana e della donazione ne arrivano a blocchi da 10.000, i 100.000 che abbiamo, i primi 100.000 dei comprati arrivano venerdì e poi arrivano tutti gli altri, quindi comprati 400.000, 100.000 donati, verranno distribuiti per lo screening ad esempio tra gli ospedalieri, stiamo facendo il tampone, ma questo ci aiuta a coadiuvare quando tu sei davanti a un sintomatico, dici ma forse già gli anticorpi, proviamo a vedere. Anche perché poi quelli che hanno gli anticorpi potrebbero diventare donatori per l'altra sperimentazione che dovrebbe partire a Padova. Sì, quella della sierologica e quindi tutto quello il tema del plasma è tutto un altro tema
che abbiamo aperto, che è stato autorizzato dal Comitato Bioetico regionale, e quindi penso che anche lì siamo in dirittura di partenza, visto e considerato che avevamo bisogno di autorizzazioni nazionali. Ecco, per quanto riguarda la Vigan e quindi la sperimentazione che ti ho detto la faremo a Padova, è bene non illudere nessuno, però è altrettanto vero che se c'è un minimo di spiraglio non ci costa nulla fare una sperimentazione. Lo dico a tutti i fenomeni che adesso c'è. Noi siamo un paese di premi Nobel, sono tutti esperti di chimica, di biologia molecolare, di tutto. Io leggo di gente che poi vai a guardare il profilo, ti domandi neanche come mai nessuno si sia accorto della loro esistenza, cioè che parlano di tutto. Allora c'è chi dice non c'è evidenza scientifica. Bene, se non c'è evidenza scientifica vuol dire che nessuno l'ha sperimentato, e allora lo sperimentiamo noi. Oppure se dite che è un fiasco, che è un farmaco che non serve a niente, scrivetecelo e evitiamo di perdere tempo. Allora, io penso che l'AIFA sia il nostro punto di riferimento. Ha autorizzato una sperimentazione, non penso che AIFA autorizzi le sperimentazioni semplicemente perché gira su internet vi ricordo, fra l'altro, c'era un farmaco che divulgato da un altro video qualche giorno fa che coronavirus, fra l'altro si chiama, no? Che la famiglia di coronavirus è quella di influenze, fatto da 2 italiani in aeroporto a Mosca che dimostravano che andavano a comprarlo. Ecco, l'AIFA non è che si è posto il problema di autorizzare la sperimentazione di quello, perché sapeva già di cosa si trattava. L'Avigan, diciamocelo fino in fondo, ha un punto di domanda. Cercheremo di capire. Qualcuno dice nel mondo scientifico che può essere un farmaco preventivo, qualcun altro dice che è teratogeno e dà problemi, qualcun altro dice che è stato ritirato dal mercato. Parli a Tokyo, io ho chiamato a Tokyo, ho amici a Tokyo, mi dicono no, noi lo usiamo comunemente, è quasi un farmaco da banco, cioè, ti senti un po', tipo adesso evito di citare prodotti farmacologici, cioè ti prendi sta roba, quindi cerchiamo di capirne qualcosa di più. È un reato? Penso proprio di no. Posso dare un po' di giornali? Un'ultima cosa, poi vediamo i giornali. Grazie. No, poi facciamo l'ultimo giro come sempre. Ecco, a proposito della videoconferenza con Conte di cui prima ci ha informato, no? Ieri Conte in TV ha confermato che le regioni possono, se lo credono, varare delle ordinanze più restrittive che sono integrative dei provvedimenti nazionali. Una tua valutazione su questo? Ma guarda, e anche se c'è, voglio dire, un orientamento da parte della regione? No, devo ancora vedere il testo, però il testo mi risulta dica che sono accettate ordinanze a tempo restrittive da parte della regione concordate col governo, quindi di fatto è un'ordinanza che poi deve essere condivisa dal governo. Cerchiamo di capire bene quali saranno le ordinanze restrittive che vengono fuori dopo questo ennesimo ultimo giro di decretazione, dopodiché capiremo. Rispetto alle aziende io sono convinto di una cosa, che il primo punto sia la messa in sicurezza dei lavoratori, quindi mi fermo qui. Le aziende sono vitali per la nostra economia, altrettanto e vale di più la vita dei nostri lavoratori. Cerchiamo di capire anche quale sarà l'esito dell'incontro dei sindacati con Conte, che è in corso da quel che ho capito, per cui non è che si rovescia il problema nazionale a livello locale. Penso che se il tavolo dei sindacati è lì con Conte, ci sono tutti gli strumenti per decidere, perché è lo stesso tavolo che 10 giorni fa ha deciso le 13 misure per tenere aperte le aziende, vi ricordo, perché adesso qua la memoria storica langue in questo paese. Se rivendichiamo la chiusura di tutto, ricordo che quel tavolo ha deciso di tenere aperte le aziende rispettando i 13 punti. Per cui io sono assolutamente a fianco ai lavoratori e anche alle imprese. Lasciateci vedere l'esito del tavolo. Domanda che dopo devo scappare via. Allora, giornali, cominciamo con Aldo Avanzante, il Gazzettino, che puntualizza ancora forse meglio la domanda di Filippo. Il Presidente quindi ritiene che il decreto legge annunciato ieri limiti le regioni nell'emanazione di ordinanze? Sostanzialmente no, perché anche prima comunque avevamo sempre i DPCM che volavano sopra la testa dei governatori. Noi potevamo fare delle ordinanze restrittive, ma fino a un certo punto. Prova ne sia che l'ordinanza restrittiva sulle aziende non è mai stata fatta da nessuno, è stata fatta solo dal governo.
Ma la base Gente Veneta, c'è qualche primo risultato sull'uso dei 6 o più farmaci che abbiamo messo in sperimentazione? Sì, quello dell'artrite reumatoide sembra dia risultati positivi, ma guardate, lo dico da uomo della strada perché è giusto che sia la comunità scientifica che porti una relazione, che non venga fuori che domani leggo titoli, Zaia abbiamo trovato la cura o menate del genere, perché allora mi arrabbio. Benanzato, Asca News, quindi si sta procedendo ad effettuare tamponi su medici, infermieri, operatori sanitari? Sì, assolutamente sì, ma è già in corso da un paio di giorni, 2 o 3 giorni. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, il contributo dei privati, Presidente, lei come lo giudica? Il contributo dei privati ospedalieri, guardate, le terapie intensive e ospedaliere dei privati sono il 5% del totale, sono 44 posti su 825 posti che noi abbiamo allestito. I privati fanno parte della squadra e ci danno una mano, sono disponibili, punto. Da qui trasformare il messaggio che la sanità pubblica è in mano ai privati ne passa di molto, ma non lo dico Nicolussi Moro, lo dico a tutti quelli che hanno romanzato sta storia per mesi, e io oggi voglio rimarcare il fatto che la gestione pubblica di tutta questa tragedia in Veneto c'è. 2 domande del direttore Domenico Basso. Ma peraltro i privati, tanto per dire, abbiamo fatto 2 ospedali Covid center che sono Villa Salus e San Camillo, abbiamo chiesto ai privati svuota l'ospedale perché se abbiamo pazienti Covid te li mandiamo lì, quindi i privati sono assolutamente collaborativi. Quindi dal momento che il decreto, dice il direttore Basso, dà più potere alla Regione, hai messo qualche altro provvedimento? Al momento no. Si faranno tamponi nelle case di riposo e c'è molte sollecitazioni in questo senso. Poi il Sole Lanzarini mi dà un aggiornamento sulle case di riposo anche oggi. Io ho l'ultima domanda che è Guerretta. Dai che poi vado. Sì, un secondo che la trovo. Avere anticipato un progetto veneto di riconversione delle aziende per produrre materiali sanitari, mascherine e quant'altro. Non ho presentato un progetto veneto. No, io ho detto che c'è un sacco di richieste, c'è un sacco di fermento imprenditoriale, resto convinto che se non ci sarà un sostegno alla produzione, come si dice da un punto di vista tecnico, per questi imprenditori saranno tutte attività fallimentari, perché il costo di produzione oggi in Europa, non in Veneto, è dichiaratamente superiore al costo di vendita degli stessi prodotti che hanno produzioni cinesi o asiatiche. Io ho terminato, se i colleghi hanno... Posso chiedere solo qualche curiosità, insomma, visto la bella notizia dell'ospedale di Padova, è arrivata l'avance e successivamente quali saranno... Si firmerà l'accordo di programma e quindi in azienda ospedaliera e poi si parte. Il dottor Flor si è già attivato per sentire un po' i diversi interlocutori del mondo finanziario, sto parlando di BEI, di Cassa Deposito e Prestiti, di INAI, cercando, a lui abbiamo dato mandato di fare la verifica di quali siano queste realtà pubbliche che possono essere interessate a finanziare un'opera come questa, o meglio, vogliamo vedere il costo del denaro, qual è più vantaggioso. E penso che con una tragedia come questa si dovrebbe anche investire molto di più sulle nuove strutture, da qui al futuro di fare grandi progetti di investimento sulle strutture ospedaliere. Credi che questa emergenza accelererà quindi questo processo? Ma io spero anche che acceleri anche la sburocratizzazione, perché questo è un paese dell'ufficio complicazioni e affari semplici. Dovremmo uscirne capendo che non possiamo più intrecciare la vita con 3.000 fardelli agli amministratori e ai cittadini. Grazie, prego. Ecco Presidente, scusi, l'ultima domanda. La Regione del Veneto è capofila con il sindacato dei giornalisti del Veneto in tutta Italia a tutela di noi giornalisti sul fronte, quindi complimenti. Prego, grazie. Noi siamo sempre dalla parte dei giornalisti. E viceversa oppure no? Beh, sul viceversa avrei qualche dubbio. Vi basta ragazzi? Però Presidente, ancora? Si chiederanno, no, posso solo avanzare? Sai perché? Siccome ci chiederanno naturalmente un focus su questo progresso importante del nuovo Policlinico a Padova. Sì, per noi non è una sorpresa. No, però insomma. Per noi non è. Ma vi abbiamo detto tutto quello che si doveva dire, cioè nel senso
che è una vicenda che abbiamo seguito, è farina del nostro sacco, che nessuno si appenda al carro dicendo che ha fatto qualcosa, e ce ne sono molti che sono appesi al carro per fermarlo, non per portarlo avanti. Stiamo seguendo un cronoprogramma che Flora ha ben chiaro, tant'è vero che vi ho detto anche un'informazione in più, che oltre al tema della VAS e al fatto che si firmerà l'accordo di programma, peraltro devo dire onestamente, io ho già la data fissata da mesi, ma ormai salta tutto rispetto a questa vicenda qua, perché avevo pensato fissata per il 15 di aprile la firma, ma comunque firmeremo, cioè nel senso che... E vi dico anche che Flor si è dato da fare anche con altri interlocutori pubblici per la provvista finanziaria, per vedere di spuntare i valori più bassi, dopodiché progettazione e dopo si parte, gara e via. Possiamo spiegare che magari, ultimo dettaglio, non tutti sanno cosa significa VAS? Beh, la valutazione di assoggettabilità ambientale e strategica. Cioè vuol dire che abbiamo messo il cuore in pace a tutti coloro che sono preoccupati dell'ambiente. Cioè l'ospedale non deturpa l'ambiente, non peggiora l'ambiente, mettiamola così. Allora stiamo parlando del Policlinico Universitario che avrà levatura e standing internazionale. Grazie, vi lascio l'assessore Nazzarini, poi c'è anche Bottacci se avete bisogno, grazie e ringraziamo anche Chiara che vedremo anche domani, giusto? Grazie. Grazie. Allora, mi pare che il tema più importante con l'assessore Nazzarini sia quello delle case di riposo, poi aspettiamo le vostre domande e quelle via WhatsApp. Volevo chiedere che lettura dà assessore di questi ultimi dati, di questa impennata dei decessi che c'è stata questa notte, perché è un dato che impressiona, diciamo, facendo la somma tra ieri sera e il 17. Ma come diceva il Presidente, per noi insomma sono dati importanti che quindi ci devono dire di non abbassare assolutamente la guardia e quindi di mantenere tutte le misure che sono state già prese, di rafforzarle se necessario, ma soprattutto di dare il messaggio ai veneti di rimanere a casa. Questo è quello che mi sento di dire rispetto ai numeri che sono stati letti e citati dal Presidente. Per quanto riguarda la situazione rispetto alle strutture per anziani, noi stiamo facendo un monitoraggio continuo, quindi sentiamo giornalmente tutte le strutture per capire com'è la situazione. Ci sono oggi diversi focolai in tutta la regione, nel Padovano, nel Trevigiano, nel Vicentino, qualcosa anche nel Veronese e nel Bellunese, quindi diciamo che il virus è entrato in più strutture. La maggior parte dei pazienti sono all'interno delle strutture perché sono gestibili all'interno delle strutture, chiaramente invece i pazienti che si sono aggravati sono stati portati all'ospedale, quindi sono oggi insomma nei reparti ospedalieri. Se no l'intenzione è quella di mantenere questi pazienti all'interno delle strutture, isolarli dal resto dei degenti che ci sono in queste strutture, quindi creare dei moduli isolati, in modo di far sì insomma, che vengano gestiti poi all'interno delle strutture. Abbiamo iniziato proprio, abbiamo fatto l'incontro stamattina, l'incontro odierno con i direttori generali, in cui abbiamo già dato indicazioni che negli approvvigionamenti che arriveranno quotidianamente di DPI ci sono anche i DPI per le strutture per anziani, nello specifico le mascherine chirurgiche, ricordiamolo, e mascherine chirurgiche e poi un po' di attenzione rispetto anche agli altri dispositivi nelle strutture dove ci sono casi positivi e dove c'è una situazione più grave. Questo proprio per cercare di andare incontro alle istanze che ci arrivano dal territorio. Stiamo cercando anche rispetto al personale, perché purtroppo è capitato che c'è molto personale positivo all'interno di alcune strutture, quindi alcune strutture stanno andando in affanno rispetto alla turnistica e rispetto appunto all'assistenza vera e propria. Abbiamo cercato e stiamo cercando di intrecciare quindi con la cooperazione, con le cooperative sociali eccetera, la disponibilità di altro personale, ma stiamo anche ragionando sul personale che voi sapete oggi è a casa, che è quello del semiresidenziale, dei centri diurni, perché avendo bloccato e chiuso i centri diurni fino al 3 di aprile, oggi quel personale è a casa e quindi stiamo cercando di capire anche se questo personale può andare in supporto in quelle strutture che sono più in sofferenza. In alcune strutture è entrato anche il volontariato come la Croce Rossa.
Le posso chiedere, assessore, dei test di 400 OS, appunto test telematici, un aggiornamento, come sta andando? Sui tamponi? No, di nuovi operatori sociosanitari, so che ci sono i test telematici. Certo, abbiamo anticipato chiaramente per permettere nuova linfa, abbiamo dato la possibilità di fare appunto gli esami telematici. Quasi tutti, dobbiamo dire la verità, erano già accaparrati, nel senso le strutture li avevano già accaparrati con l'inizio dei corsi, quindi insomma non sono questi che risolvono il problema, perché di fatto erano comunque personale che già le strutture insomma aspettavano con ansia. Noi oggi abbiamo delle situazioni di emergenza dove stiamo cercando di intrecciare la domanda proprio anche con quelli che oggi sono a casa, perché abbiamo bloccato il semiresidenziale. Sui tamponi abbiamo iniziato, come abbiamo detto, sia con gli SPISA sia col progetto Crisanti, insomma, che poi sono due progetti che avete capito, insomma, viaggiano insieme, insomma, è una mappatura complessiva. Alcuni vengono fatti dai nostri SPISA, dai nostri SISP, scusatemi, gli uffici di prevenzione, altri invece con l'Università di Padova, con il professor Crisanti, però insomma vogliono andare a tappeto rispetto a alcune categorie. Abbiamo già iniziato con i tamponi all'interno delle strutture per anziani, sia per gli ospiti sia per gli operatori. Io so insomma che poi ogni azienda si gestisce un po' in proprio, solitamente fanno non so, un centinaio di tamponi al giorno sulle strutture per anziani, un centinaio per 100-200 per i lavoratori della sanità, del mondo della sanità, degli ospedali, qualcosa, una cinquantina, un 100 per i medici di medicina generale, e poi chiaramente tutto quello che concerne i contatti diretti, i contatti appunto lavorativi del positivo, insomma nella ricerca poi appunto dei cerchi insomma attorno alla persona positiva. Buongiorno, senta, i telespettatori ci chiedono ancora una volta delle mascherine a presenza. Quelle chirurgiche come quelle di Grafica Veneta sono lavabili, riutilizzabili, si possono disinfettare? Chiedono gentilmente ancora un dato su questo. Le mascherine di Grafica Veneta abbiamo sempre detto che non sono dispositivi medici e sono monouso, nel senso che una volta appunto utilizzate poi sono mascherine che vengono buttate, nulla toglie che uno, siccome devono servire per andare a fare la spesa, per andare in farmacia, insomma per tragitti brevi e per un utilizzo limitato, può tenerlo il giorno intero, però non abbiamo mai detto che sono né lavabili né riutilizzabili. Assessore, ecco, ti volevo chiarire che ieri Grafica Veneta ha reso noto sui propri social che comunque con una disinfezione con un determinato prodotto si può riutilizzare per non lo sapevo, bene, sterile. Non lo sapevo, bene. Quindi si possono disinfettare? L'ha scritto Graficamente non comunicato Ok, basta una soluzione con non lo sapevo, molto bene. Grazie. A posto? No, avete dei dati sui decessi nelle varie case di riposo aggiornati? No, dobbiamo fare un'estrapolazione, però la possiamo fare. Sicuramente posso dare un dato: uno dei casi, dei focolai più principali, che è quello di Merlara, ha avuto al suo interno, mi sembra, 11 o 12 decessi su una struttura che avrà 70 degenti, insomma, quindi quello è stato un focolaio molto importante. Però in generale non ce l'ho, però lo possiamo fare. Assessore, a proposito dei decessi, torniamo per l'ultima volta su questa impennata. Tu dicevi, purtroppo ce la tendavamo perché il modello matematico ci aveva messo in guardia, nonostante un decremento nei contagi e nei ricoveri, però evidentemente l'evoluzione clinica dei pazienti sta portando un po' i nodi a pettine, no? Questa cosa c'era stata fatta balenaria nei giorni scorsi. Non ti chiedo numeri, ma che cosa è realistico, ipotizzabile attendersi sul fronte dei decessi nei prossimi giorni? Credo che non siamo in grado di fare nessuna proiezione. Il nostro modello era soprattutto di valutazione rispetto all'occupazione delle terapie intensive, perché quello era il dato che ci faceva più preoccupare e che quindi ci metteva in apprensione rispetto appunto anche alla preparazione dei nuovi posti e quindi di nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Sui decessi io credo che oggi non siamo in grado di fare nessuna proiezione, ripeto quello che ha detto il Presidente,
per noi sono già tanti decessi e quindi sicuramente il messaggio che noi dobbiamo dare è quello che le misure vanno perseguite, le misure vanno sicuramente seguite, quindi non possiamo assolutamente abbassare la guardia. La collega Vanzan si mette sulla stessa linea del collega Rovello, chiede quanti sono gli anziani contagiati nelle strutture. Mi permetto, Assessore, a questo punto di chiedere... Cerchiamo di fare uno schedino e poi di darlo alla stampa per il pomeriggio, insomma, sia con i contagiati, individuiamo i contagiati all'interno delle strutture, gli operatori all'interno delle strutture positivi e i decessi. Grazie. Bene. Grazie a tutti. Assessore Bottacini. Devi dire qualcosa? Avete bisogno dell'assessore Bottacini per la protezione civile? Io ho una domanda che non so a quale dei due assessori fare. Bottacini metti lì casomai. No, qual è lo stato dell'arte dell'attivazione dei 5 ospedali no Covid da usare in caso di emergenza? Ecco, questa è proprio la protezione civile. Gli ospedali sono pronti, ho appena messo... vicino assessore, per favore, se no non si sente bene, grazie. Gli ospedali sono pronti, già da fine settimana passata. Ho messo il numero di posti letto anche su un post, adesso non lo ricordo perfettamente, comunque siamo su quei 740 posti letto in più, sommando tutti i 5 gli ospedali. Sono pronti, sono a disposizione 740. Sono a disposizione, 3 sono in provincia di Verona, 1 in provincia di Treviso e 1 in provincia di Padova. Sono a disposizione della sanità, noi li abbiamo consegnati, sono già presidiati dalla protezione civile e dalle squadre di soccorso, perché ovviamente riattivare un ospedale vuol dire anche garantire il presidio di sicurezza, e sono a disposizione. Ovviamente noi abbiamo sempre detto che nel grande piano che incrementava di quasi 3.000 il numero di posti letto presenti rispetto a prima in Veneto, c'erano anche questi 740 posti letto in più che sarebbero stati attivati e utilizzati qualora vi fosse la necessità, laddove ci fossero delle strutture ospedaliere, diciamo così, standard o già attive, che andassero in difficoltà. Al momento la sanità sta tenendo, ovviamente con tutto quello che è stato detto prima dal Presidente, quindi non siamo ancora al picco massimo. Ma c'è un ordine di attivazione eventuale? Dipende da dove, sì, dalla provincia, perché poi c'è uno scambio anche fra realtà, soprattutto nelle zone più vicine una all'altra. Se c'è un paziente di Vittorio Veneto e Conegliano è già impegnato come terapia intensiva, viene portato a Belluno. Quindi c'è uno scambio anche fra una provincia e l'altra di pazienti, soprattutto nelle zone contermini. Dopodiché, quando gli ospedali standard dovessero andare vicini a riempimento, poi si attivano anche queste strutture. Uno alla volta, cioè si andrà... Dipende dove si genera la situazione. Se andasse in crisi la situazione padovana, verrebbe attivato l'ospedale di Monselice, l'ex ospedale di Monselice. Se andasse in crisi la situazione bellunese o trevigiana, l'ex ospedale di Valdobbiadene e così via. Insomma. Il personale è tutto disponibile? Perché ovviamente serviranno... Assolutamente sì, è stato pianificato dalla sanità anche la possibilità, a seconda delle tipologie di pazienti che dovessero andare a occupare quei reparti, quegli ospedali, ci sarebbe anche la migrazione di uno staff di sanitari, ovviamente. Allora, noi oggi abbiamo... non si sente. Ad oggi sono vuoti gli ospedali? Allora, oggi il modello funziona, cioè il programma, il piano strategico funziona. Ospedale Covid, che sono stati attivati tutti, quindi sono stati attivati tutti gli ospedali, uno per ogni singola USL. Dopodiché stiamo facendo convergere i pazienti che sono, diciamo così, che possono già uscire dalle malattie infettive, però non è il caso di farli rientrare in casa.
li stiamo facendo andare in strutture intermedie, negli ospedali di comunità, in ospedali di comunità che avevamo già pronti, che sono dislocati in tutta, quindi ci sono posti letto, 30, 20, insomma posti letto, insomma in giro per tutta la regione, in ogni singola USL, quindi stiamo riempiendo anche gli ospedali di comunità con questi pazienti. Il tassello successivo è quello dell'attivazione, se necessaria, poi degli ex ospedali. Per quanto riguarda invece il personale, è già stato chiesto, voi sapete che c'è stata un'iniziale richiesta alle singole USL di 525 nuove figure che noi abbiamo autorizzato ad assumere, in più c'è stato un bando di azienda zero con i nuovi criteri, quelli previsti dal decreto, che ha oggi mi sembra circa 780 persone che hanno risposto tra medici, infermieri, comparto, quindi operatori sociosanitari, e quindi è chiaro che le aziende sanitarie possono andare a attingere anche da quel bando quando ci sarà la necessità appunto di attivare anche eventualmente insomma nuovi questi ospedali, o comunque di fare andare in questi ospedali del personale che è negli altri ospedali, dove ricordiamo che comunque è stata di fatto bloccata tutta l'attività, cioè oggi c'è solo l'attività di emergenza-urgenza, l'attività oncologica di un certo tipo, però insomma sappiamo che tutta l'altra attività è stata bloccata, quindi è chiaro che ci può essere personale che è ripiegato e quindi si può spostare dove c'è necessità. Grazie. Possiamo concludere qua, grazie colleghi, ci vediamo domani. Grazie. Grazie. Grazie, ci vediamo domani. E secondo me Allora, torniamo in diretta. Come vedete è finita la conferenza stampa. Dopo il governatore Luca Zaia sono intervenuti anche l'assessore Emanuela Lanzarin, responsabile della sanità della Regione Veneto, e Giampaolo Bottacin, Protezione Civile, che stiamo tentando di contattare appunto per vedere se rilascia qualche dichiarazione in più rispetto a quanto detto. Non so da Andrea Italo se abbiamo la pubblicità, ma faccio un veloce riepilogo di quello che ha detto Luca Zaia oggi. Intanto molti riprendono il fatto che la Regione Veneto in questo presidio stampa avesse il linguaggio dei segni, quindi anche con la lingua dei segni Zaia per parlare a tutti. Oltre 5.000 gli operatori sanitari contagiati, lo dice Brusaferro, l'ANAO, scusate, al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, quindi sindacato di alcuni medici nel nostro Paese. Ci sono importanti dichiarazioni anche del Premier Conte in un'intervista pubblicata da Famiglia Cristiana, e dice: per quanto riguarda l'organizzazione nelle città e ai trasporti, abbiamo in ogni caso chiesto alle autorità locali di riprogrammare le corse e gli orari in base ai nuovi picchi di affluenza, in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra i viaggiatori. Il trasporto pubblico non può essere bloccato, dice il Premier Conte. Impediremmo a medici e infermieri di raggiungere gli ospedali e renderemmo difficoltoso muoversi per chi è investito di servizi di pubblica utilità. Lo dice il Premier in un passaggio di questa intervista appunto a Famiglia Cristiana. Poi leggiamo altri passaggi. Dunque, c'era Chiara Sipione della Lingua dei Segni appunto oggi come contributo in più. Il limite di 200 metri, ha cominciato da questo il governatore Luca Zaia. Per alcuni potrebbe esserci una deroga, ha parlato di 2 deroghe in particolare: chi per esempio ha un'urgenza di fare fisioterapia, quindi il fisioterapista lo deve incontrare e lì si studia e si applica già una deroga. Per chi ha figli autistici, in tanti hanno scritto, proprio il governatore lo diceva in queste giornate, e hanno bisogno di fare più strada rispetto ai 200 metri, un po' per consentire ai giovani di stare poi, ai figli autistici, di stare poi più tranquilli all'interno delle proprie abitazioni. Appunto ci saranno delle deroghe. La prima cura siamo noi, lo ha ribadito, così come anche un detto tipicamente veneto: prima di parlare tasi, perché sono molti esperti sui social, soprattutto l'avete visto molti anche di voi in questi giorni, ci stiamo confrontando con questi. Respiratori nuovi, ne sono arrivati 50 ieri, questa notte, ieri sera, ne arriveranno altri 40 oggi. Non è la fine dell'emergenza, restate a casa, meno contatti possibili soprattutto per gli anziani, ma meno contatti possibili per tutti è la cosa migliore.
anche i volontari, sfruttiamo i volontari per portare la spesa a casa per esempio, ha ricordato come questo maledetto virus cinese porti all'insufficienza renale, encefalite, quindi danni magari permanenti successivi, anche problemi cardiaci. Ci sono 13,5 milioni di mascherine acquistate, ok, ora per tutti gli ospedali, ora si farà la distribuzione anche per le case di riposo, 10.000 mascherine prodotte al giorno anche da alcune altre aziende. A proposito, ecco, sul tema mascherina, eccolo il post di Grafica Veneta cui faceva cenno poco fa il portavoce della Giunta Carlo Parmeggiani, ha risposto a una domanda precisa della nostra Anna Maria Perisi. Attenzione, informazione importante a titolo precauzionale: gli schemi protettivi stampati da Grafica Veneta SPA e distribuiti dalla Protezione Civile gratuitamente ai veneti non vanno lavati fino a che l'iter dei test che riguardano i cicli di lavaggio e la temperatura adatta non sono stati conclusi, cioè stanno facendo ulteriori test per dirci poi o meno se li possiamo lavare, quindi riutilizzare quella mascherina che viene data in dotazione in questo momento a 2 milioni di veneti. È possibile disinfettare il dispositivo spruzzando una soluzione di alcol etilico al 70% e acqua al 30%. Lasciate asciugare al sole, assolutamente non stirare. Questa è una definizione ulteriore chiara e pratica da parte di Grafica Veneta. Importante dunque leggere questa precisazione. Allora, 2 milioni di FFP2 e FFP3 acquistate dalla Regione Veneto, arriveranno nel weekend, le prime 300.000 a ora e poi il resto. Cosa che aveva già anticipato più volte anche durante le nostre dirette qui in studio il governatore Zaia, ha acquistato, erano 200.000, adesso diventati 400.000 kit istantanei, ma sono quelli che danno soltanto la risposta anticorpale, cioè se noi con la gocciolina di sangue 400.000 kit istantanei non sono l'alternativa al tampone, altri 100.000 donati da Pesenti, ma verificano tramite la gocciolina di sangue solo se il nostro fisico ha sviluppato la risposta anticorpale, quindi nel momento in cui è positivo e se abbiamo sviluppato gli anticorpi, quindi non è per capire se siamo positivi o meno, ecco, quindi è una differenza di base molto importante. Donazioni, fronte donazioni, anche De Longhi, addirittura 3 milioni di euro. Sui respiratori veterinari ha chiarito per l'ennesima volta, ma insomma almeno questo non lo diciamo, nessuno deve dormire sonni tranquilli, il farmaco anti-artrite sembra dare dei risultati positivi. Va bene, allora vediamo il servizio argini, siamo tornati sugli argini a Padova per vedere qual è la situazione, poi andremo a Merlara purtroppo, la situazione è pesantissima a casa di riposo, prima gli argini a Padova. Ecco come si presentavano gli argini di Padova questa mattina. Siamo sul lungargine scaricatore, uno dei più frequentati, quello che dal Bassanello collega le chiuse di Volta Barozzo. Qui, solo pochi giorni fa, erano molti cittadini che approfittavano delle belle giornate ed infrangevano la quarantena per passeggiare o correre. C'è voluta però una serie di ordinanze per fermare gli amanti della corsa, che ora sembrano aver capito che affollare un argine in questo periodo emergenziale è pericoloso per sé e per gli altri. Certo, qualcuno è passato e continua a passare, come dimostrano i sigilli messi dal comune e strappati da qualche vandalo. È di qualche giorno fa l'ordinanza voluta dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per limitare gli spostamenti a 200 metri da casa propria. Provvedimenti che i padovani hanno assimilato, nella certezza che quello che ora, per il bene di tutti, è un argine vuoto, torni ad essere in futuro, quando questa emergenza sarà passata, la palestra a cielo aperto, tanto cara ai cittadini. Francesco Ratai, altra notizia che ancora non abbiamo riportato, ci colleghiamo di nuovo con Anna Maria tra pochissimo, l'ENAC ha prolungato il blocco degli aeroporti fino al 3 aprile, lo vedete anche da Repubblica, così come più o meno tutti i quotidiani online del mondo danno una delle ultime news, il principe Carlo positivo al test sul coronavirus, Buckingham Palace assicura la regina sta bene, dovrebbe parlare nelle prossime ore, ma l'Ente Nazionale di Aviazione Civile ha prolungato il blocco degli aeroporti fino al 3 aprile.
Do un'altra notizia, grazie anche a Daniela Sizia dalla redazione. Nel carcere di Verona la situazione del contagio da coronavirus è gravissima, ci risultano una quindicina di agenti penitenziari positivi e altrettanti in quarantena. Siamo di fronte a un autentico focolaio di contagio che come tale va affrontato con misure straordinarie. Prima fra tutte la tamponizzazione a tutto il personale, è l'SOS lanciato dal Sindacato di Polizia Penitenziaria in una nota a firma del segretario Aldo Di Giacomo e che appunto vi riportiamo. So che appunto dalla redazione Daniela, Francesca e Cristian credo lo abbiano contattato, tra poco lo sentiremo anche in viva voce. Anna Maria, vogliamo riepilogare un pochino quello... Mi senti Anna Maria Parisi? Sì, ti sento, Ecco, sento. cosa volevi sottolineare di quanto detto fino a poco fa? Beh, sono effettivamente tanti gli argomenti. Beh, cominciamo dall'ultimo affrontato dall'assessore alla sanità sullo stato dell'arte degli ospedali no Covid. Ha puntualizzato come siano sia lei che l'assessore Bottacina alla protezione civile. Entrambi hanno puntualizzato, faccio una sintesi, di come siano pronti i 5 ospedali già dalla scorsa settimana e che verranno utilizzati con i 740 posti letto laddove, speriamo non accada mai, se ne presentasse la necessità in fase di emergenza. Ricordiamo quali sono questi ospedali, sono 3 in provincia di Verona, 1 nel Padovano nell'ex ospedale di Monselice e 1 a Treviso, nel Trevigiano nell'ex ospedale di Valdobbiadene. Sì, l'assessore sempre alla sanità Emanuela Lanzarin ha puntualizzato come ci sia appunto un'emergenza per quanto riguarda le strutture che ospitano gli anziani, con tantissimi casi positivi in tutto il Veneto, in tutte le province del Veneto, e appunto ha evidenziato come tutto sia partito o la cosa sia venuta a conoscenza da Marlara, con gli 11-12 decessi sulle 70 persone ospitate, e di come adesso si cerchi di far fronte a questa emergenza utilizzando nuovo personale, perché ricordiamo che appunto molti operatori sociosanitari che operano in queste strutture sono risultati positivi, quindi si cercherà del personale sociosanitario con le cooperative sociali, con i centri diurni che sono stati chiusi, per andare a supporto anche con i volontari della Croce Rossa. E ancora i nuovi approvvigionamenti per quanto attiene alle mascherine. Allora, aspetta che sto sfogliando gli appunti. Allora, cominciamo da qua, dunque, lasciamo un attimo in stand-by le mascherine, parliamo della sperimentazione dei farmaci. Dunque, il Presidente Zaia, parlando al condizionale, perché ha detto sembra che stiano funzionando i farmaci per l'artrite reumatoide, però ha puntualizzato questo sembra che perché lui ha riportato un discorso dei sanitari di cui appunto diceva mi devo consultare ancora con loro, però per quanto attiene alla sperimentazione del famoso farmaco giapponese l'Abigan, partirà la sperimentazione da Padova, ma per la sua autorizzazione si ottiene naturalmente l'ok dell'AIFA, l'Associazione per il Farmaco. E diceva anche di come questo farmaco, questo Abigan, in Giappone sia quasi utilizzato come un farmaco da banco addirittura, perché sembra che stia dando dei risultati. E ancora, dunque, dal fronte delle donazioni stanno arrivando tantissime donazioni da tutto il Veneto, anche a cominciare dagli imprenditori del Veneto, ha sottolineato il Presidente Zaia, puntualizzando come siano arrivate ad oggi oltre 8 milioni di euro di donazioni, di cui 3 milioni le ultime donate dalla famiglia De Longhi, che con questi 3 milioni, di cui 1 milione per il tramite di un'associazione, Associazione Mio Figlio, che
aiuta a far fronte alle tante spese sanitarie cui appunto si deve fronteggiare per questa emergenza. Tanti, ha detto anche i versamenti effettuati dai privati cittadini, che le ha ringraziati così in un ringraziamento generale, versamenti che vanno dai 5 ai 10.000 euro. E poi tornando ancora dal fronte degli imprenditori, 1 milione quello arrivato dalla famiglia Zoppas, 5 milioni da Ennio Doris, 1 milione da Moretti Polegato e sempre dalla stessa famiglia con Geox Diadora un altro 1 milione. Insomma, parlando, ha voluto tornare su questa questione parlando anche di come l'emulazione in questo caso dia i suoi frutti, stia continuando a dare i suoi frutti. È stata ridotta ancora l'attività chirurgica con poi tutti ospedali, diceva il Presidente Zaia, con molte sale operatorie che sono utilizzate per la rianimazione, per la cosiddetta terapia intensiva. E se hai qualche domanda tu da farmi, così nel frattempo sfoglio il libretto, se no vado avanti. No, ma io, Anna Maria, io un po' di cose infatti le avevo riepilogate. Oggi mi sembra che abbia fatto particolare attenzione a chi ha alcune disabilità, intanto con la presenza di Chiara Scipione, sì, come ha detto Zaia, chi non ha la fortuna di sentire, esatto, e quindi la presenza, e poi anche per i genitori che hanno dei figli autistici e quindi ai quali verrebbe derogato il limite dei 200 metri, quindi possono far camminare i figli. È così? Ecco, questi sono due aspetti importanti secondo me da sottolineare, e come il risultato dell'artrite, dell'antireumatoide stia dando i primi risultati, ma è la comunità scientifica a parlare. Ma insomma arrivano le FFP2 e le FFP3, sì, sono poi le mascherine, no? Dicevamo, e chiudiamo su questo. Ecco, appunto, volevo tornare, esatto, volevo tornare su questo. Infatti diceva il Presidente Zaia che arriveranno 13 milioni e mezzo di mascherine, c'è ancora qualche emergenza, ha detto, sul fronte dei calzari. Per quanto attiene ancora le mascherine, sono state acquistate tra FP2 e FFP3 2 milioni di mascherine, di cui 200.000 sono in arrivo per questa settimana, con la partita che si concluderà entro la prossima. Poi sul fronte dei respiratori sono arrivati ieri sera 50 macchinari, altri 40 sono in arrivo nella giornata di oggi. Tutto questo per ribadire ancora una volta, ha detto il Presidente Zaia, che la prima cura al coronavirus siamo noi, quindi continuiamo a restare a casa. Un appello rivolto a tutti, naturalmente in particolar modo alle persone anziane. Oggi un altro appuntamento da sottolineare è quello che avverrà a breve, tra pochissimo, alle 15, una nuova videoconferenza della Regione del Veneto con il Governo per puntualizzare nel dettaglio quanto anticipato ieri sera alle 5:30, anzi poco dopo le 5:30, dal Premier Conte, quindi da capire appunto se ci saranno delle nuove strette e in che misura. Va bene. Poi, per quanto attiene anche alla questione dei benzinai, aggiungi pure Anna Maria, che questo interessa molto. Quindi insomma sono tanti. Sì, poi quanto attiene anche alla questione dei benzinai, appunto, come avevi anticipato anche tu prima dell'inizio della conferenza stampa del governatore Zaia, è da dire che molti stanno chiudendo, anche perché con questa stretta su chi può circolare e chi no, non hanno liquidità e lavorano poco in definitiva. Poi però appunto questa è una delle partite su cui si discuterà nel pomeriggio dalle 15 in videoconferenza con il governo. Va bene. Anna Maria, grazie davvero, buon lavoro. Allora, visto che oggi sì. Ciao a tutti, ma se volevi aggiungere dalla sede della Protezione Civile di Venezia. Ma se vuoi aggiungere l'ultima cosa. No, te l'ho detto con il linguaggio dei segni, più o meno, perché. Ok. Se volevi aggiungere qualcosa, vai.
Me lo sono fatto dire prima. Sì, appunto, insomma, si è raccomandato in particolar modo sul fatto che è necessario che si stia a casa, l'ha detto, l'ha ribadito, e poi anche per quanto attiene a quella scadenza che aveva anticipato giorni fa e di cui è tornato a parlare del 15 aprile, in cui si attendeva questo famoso picco, no? In tutta la regione, ha detto che rispetto ai modelli di cui si avvale la regione con questi modelli matematici statistici, siamo in ritardo di 2 giorni per quanto attiene appunto ai dati che avevano parlato di questo picco. Questo non significa, ha detto, che si deve tirare un sospiro di sollievo, assolutamente no, non bisogna abbassare la guardia. Ecco, con questo direi che istituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi e Federico Cibotto. Di fatto non ci vogliono dare qualcosa di più su questo picco, anche se avete visto e sentito, l'abbiamo riportato più volte in queste ore, la previsione di più istituti, compreso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'abbiamo detto stamattina, adesso lo ricerchiamo così lo ricordiamo anche, ma come sia il terzo giorno, quello di ieri, con una flessione leggera dei contagi in tutto il paese, adesso sentiremo il presidente Fontana della Lombardia, ma queste non sono notizie da prendere con eccessivo sollievo. Ecco, allora io immagino, interpreto questa come atteggiamento da parte dei governatori, di quanti ricoprono ruoli istituzionali e di sanità in queste ore, proprio perché non ci deve spingere a tornare in strada e esagerare, perché sennò vanifichiamo l'effetto di questo leggero miglioramento. E a proposito, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, sentiamolo, pochi secondi. Diciamo che siamo abbastanza in linea con i giorni precedenti, quindi questa sensazione di rallentamento forse la si può definire costante, rallentamento nella crescita molto importante. Comunque non dobbiamo assolutamente mollare la presa, dobbiamo diciamo dare una motivazione in più ai cittadini di rimanere in casa, perché con queste misure dei risultati si portano e la prova sta in questo. E d'altro lato, se dovessimo alzare il piede sarebbe un disastro, perché si ricomincerebbe a crescere molto di più. Esattamente, quindi così il governatore Fontana. Dunque c'erano altre cose, sì, ok. Tra poco andiamo a Merlara, proprio perché lo ha citato anche Anna Maria Parisi e la situazione, sapete, lì è molto pesante. L'assessore Nanzarini ha annunciato come interverrà anche la Croce Rossa. No, ma andiamo pure in pubblicità, così prepariamo anche il collegamento Skype con l'ex viceministro Enrico Zanetti, parleremo ancora di temi economici. Pubblicità, andiamo a Merlara, altri aggiornamenti, ci sono nuove dichiarazioni del Premier Conte e altri servizi da vedere insieme. A tra poco. Allora, torniamo in diretta con la nostra edizione straordinaria, 13.51, vedete ancora in grafica i 6.442 contagiati in Veneto. È ancora lunga questa sfida, la dobbiamo vincere tutti insieme, quindi restare a casa, è ancora questo l'appello. Circa il 50%, sentite ora questo aggiornamento invece arriva dall'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, circa il 50% dei pazienti con Covid-19 ricoverati in ospedale probabilmente avrà bisogno di cure riabilitative. Ecco anche quello che viene citato spesso con effetto sul nostro corpo per chi ha sostenuto l'impatto peggiore di questo virus cinese. Quindi dunque la stima è fatta da questa associazione, vi ho detto, dei pneumologi, sulla base dei dati rilevati a seguito di una pandemia precedente. Quello della riabilitazione respiratoria dei pazienti da Covid-19 sarà un percorso lungo e complesso, diviso in più fasi, come spiega Michele Vitacca, vicepresidente dell'AIPO Lombardia. Chi infatti verrà dimesso dai reparti di terapia intensiva o da ricovero nei reparti per malati acuti dovrà affrontare un periodo di ricovero post-acuto che si stima in almeno di 15
giorni, perché appunto ha degli effetti poi anche duraturi nel tempo, purtroppo, questo maledetto virus. Morti altri 4 medici, purtroppo il totale sale a 29 nel nostro paese. Quanti sono in primissima linea? Vediamo, vi leggo solo un altro flash di quello che dice Conte in questa intervista a Famiglia Cristiana, dove, vi ripeto, dice che non avere intenzione di fermare i trasporti nel nostro paese, anche perché sono necessari per far spostare i medici. Dice sì, anche io prego, lo dice a Famiglia Cristiana, giustamente una domanda precisa, anche il Premier, io prego di poter svolgere nel migliore del modo possibile il mio ruolo e di riuscire a dare forza a tutti coloro che sono in prima linea, prego di poter presto rivedere gli italiani e riabbracciare i loro cari e di riuscire a dare conforto a tutti coloro che hanno perso qualcuno nei momenti difficili. La spiritualità sostiene più che mai la forza dell'impegno, dell'azione concreta. E certo, tutti vogliamo riabbracciare i nostri cari, in questo periodo non lo possiamo fare davvero. Allora, vediamo ancora le denunce: 8.310 persone, le forze di polizia impegnate sul rispetto delle restrizioni hanno controllato ieri 228.057 persone, di queste 8.310 sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti di autorità e 128 per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati 89.845, denunciati 126 esercenti, sospesa l'attività a 13 esercizi commerciali. Molto, molto pesanti anche questi controlli. Dunque, vediamo se riusciamo a collegarci in Skype all'improvviso, così l'abbiamo avvertito ma non ci ha dato risposta. Comunque so che attendeva la nostra chiamata, con Enrico Zanetti. Se possibile, intanto Italo e Andrea vi chiederei, vediamo il servizio di aggiornamento da Merlare, così prepariamo il collegamento con Enrico Zanetti. Prego, grazie. A Merlara continua la triste conta dei decessi per coronavirus nella casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan. Da giorni focolaio di contagi. Nella notte sono mancate altre 2 persone anziane, dopo un giorno senza nuove vittime che aveva fatto intravedere uno spiraglio di luce, subito annullato dalle nuove tragiche notizie. Stamattina ho la notizia di altri 2 decessi, per cui siamo arrivati a 14. Sono morti questa notte in struttura. Attualmente non ho ancora il nome, appena mi arriveranno più dettagli allora darò le informazioni corrette. È una lenta agonia. Ieri abbiamo fatto un sospiro di sollievo perché non c'era alcun deceduto, ma oggi di nuovo la morte nel cuore perché altre 2 persone se ne sono andate. La situazione è drammatica nella casa per anziani, dove il personale affronta ogni giorno la morte cercando di portare una carezza, un po' di serenità a chi non ha le forze per combattere il virus. È difficile ipotizzare, hanno tutti una certa età e quando c'è qualche caso che si aggrava, i medici di base che sono all'interno della struttura ormai tutto questo tempo e fortunatamente sono negativi, valutano se andare all'ospedale e vanno all'ospedale, l'ospedale valuta anche loro se sono se hanno buone speranze, li tengono, altrimenti se valutano una situazione troppo disastrosa le rimandano in struttura e vengono a finire i loro giorni in struttura ancora tra volti amici e persone che da anni li accudiscono e che sono capaci anche di un sorriso prima dell'ultimo saluto. Anche il sindaco è risultato positivo al coronavirus, ma le sue condizioni sono buone. Posso essere fortunata perché non ho ancora avuto la febbre finora, tanta tosse, mal di schiena e qualche altro piccolo disturbo, ma non febbre. Questo mi fa ben sperare, insomma, ecco, di farcela senza gravi conseguenze. Allora, altro tema importante, poi sentiamo il vescovo di Treviso Tomasi. Per medici e anziani il vaccino può essere pronto in autunno e la distribuzione di massa invece iniziare l'anno prossimo. Lo dice in un'intervista esclusiva all'Espresso Andrea Carfi,
lo scienziato italiano a capo della ricerca su malattie infettive dell'azienda biotech americana di Cambridge, Massachusetts, perché per prima ha elaborato un vaccino sperimentale contro il Covid che ora sta testando su 45 volontari. Cioè, qual è il tema? È chiaro che rischiamo di finire tardi con questa emergenza, speriamo il prima possibile, a maggio, diciamo giugno per scaramanzia, poi vedremo come va, giugno, luglio. Poi nell'arco di qualche mese rischia di ripresentarsi questo problema insieme all'influenza. Sapete che anche lo stesso virologo Palù in questo studio disse sbagliamo, molti, anche i medici, tra i medici non si vaccinano, vaccinatevi intanto per l'influenza, che è una cosa importante. Poi appunto arriverà questo vaccino, ma quando si ripresenterà magari un'emergenza da coronavirus a fine anno, con i nuovi freddi, con il nuovo circolare di questo virus, dobbiamo essere pronti. Il vaccino ci sarà, ma deve essere tutelata quella classe in prima linea, quindi i medici, gli operatori sanitari e gli anziani in particolar modo. Purtroppo per la diffusione di massa bisogna aspettare ancora qualche tempo. Allora, mi dice Zanetti che ci vedeva e sentiva, però noi non vedevamo lui. Vediamo se riusciamo a connetterci con Enrico Zanetti. È anche importante capire e sentire da lui un po' le letture economiche. Zanetti, io credo che lei mi senta e mi veda, però noi non vediamo lei. Non so se è in linea, forse proviamo a passare l'audio. Eccoci qua. Ah, ma non c'ha la telecamera? Dovrei averla in realtà. Perché siamo in onda. Provi a vedere se il telefonino è impostato male o lo Skype è impostato male, perché noi non la vediamo. Forse adesso mi vedete, anche se non credo che vi stia facendo Ecco qua. Ah, lei cercava di non farsi vedere. Allora. Buongiorno e ben trovato. Abbiamo lo stesso problema del barbiere ultimamente, ma questo credo che sia comune. No, la mia è proprio una scelta di vita, non me la sono mai fatta crescere in vita, ma adesso finché non riaprono i barbieri io non mi taglio la barba. Quindi è una scaramanzia. Allora diciamo, quando pensa e spera di potersi tagliare la barba, così, no? Leggiamo la lettura del picco. Spero presto, ma decisamente non sono persona titolata a fare questa previsione e mi pare che anche molti di quelli che lo sono vanno un pochino a casaccio. Ecco, purtroppo è vero. Allora, Zanetti, le chiedo se è possibile girare il telefono così abbiamo un'inquadratura più larga. Ecco, perfetto così. Allora, ci dia una lettura subito del Cura Italia. Dai, che cosa dice lei che è stato vice ministro dell'economia? Questi temi li conosce molto bene. Ma direi che hanno messo delle misure abbastanza importanti sulla parte di tutela del lavoro, quindi cassa integrazioni, anche se ci sono delle disparità spaventose tra categoria e categoria. Hanno fatto delle buone norme per quanto riguarda la parte di sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario, anche se lì bisognerà intervenire ancora, però la norma sulla moratoria del 30 settembre di tutti i finanziamenti è buona, l'intervento sul fondo di garanzia per le PMI è buono, la sospensione dei mutui allargata per mutui di prima casa è buona, lì non c'è male. Direi invece onestamente pochissimo, anche in rapporto a quello che stanno facendo gli altri paesi, sul versante invece delle sospensioni dei versamenti fiscali e delle altre misure fiscali di sostegno. Lì bisogna fare di più. Però cosa? Cioè, non si possono cancellare, no? Abbiamo capito, non si può fare un anno tax free. Allora, tutto per tutti tutto l'anno oggettivamente non è sostenibile, lo dice oggi anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, ricordando che l'insieme di tutte le entrate tributarie di tutti per un anno vale circa 500 miliardi. Adesso questo è evidente che aggiunto agli altri interventi per la liquidità, agli interventi per la cassa integrazione, cioè è ovvio che nessun paese indubbiamente può farcela, però proprio guardando quello che stanno facendo anche altri paesi, penso a Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, tutti i paesi che in realtà nel percorso del contagio sono dietro a noi, si vede che un po' di più si può fare rispetto a quello che abbiamo fatto noi, al di là dell'aumentare la durata del periodo di sospensione dei versamenti, che in questo momento è limitata solo a marzo e aprile e poi solo per alcune categorie di soggetti. Bisogna innanzitutto dire con chiarezza che è ridicolo pretendere che già dal 31 maggio queste somme vengano restituite, quindi la sospensione va ampliata perlomeno fino al 30 giugno e fino almeno all'ultimo trimestre dell'anno è inutile chiedere indietro i soldi. Quindi questa è una via di mezzo rispetto al tutto per tutti per tutto l'anno, che è impossibile. Questa è una via di mezzo possibile e se l'impossibile non lo si può pretendere,
in questa fase invece tutto ciò che è possibile va assolutamente fatto. Ecco, per esempio Gianni ci scrive: un'informazione, noi artigiani titolari di partite IVA non si sa più niente, non si trova nessun modulo e modalità di richiesta del sussidio annunciato ormai qualche settimana fa, si sono dimenticati di noi. Allora, io ho ricordato anche le parole di Tridico appunto di questa mattina e così come quelle di Patuanelli. Intanto non sarà l'una tantum di 600 euro, non sarà un click day che è fantozianamente, diciamo, una cosa un po' pericolosa, ma sarà per tutti, hanno detto. Sì, quello è stato subito smentito dal livello politico, dal governo, dopo che onestamente era stato adombrato proprio dal presidente dell'INPS, ed è per questo che le polemiche si erano scatenate. Meno male, è stato subito smentito, perché quella di mettersi a fare una sorta di riffa, chi prima arriva meglio alloggia, già i 600 euro per gli autonomi rispetto alle ben più significative tutele di cui possono godere i dipendenti potevano sembrare un osso. Se poi anche l'oggetti stile chi lo prende come i cani era veramente troppo, e quindi grazie a Dio almeno questo ci è stato risparmiato. Esatto. Poi altri aspetti, perché questo è solo il primo intervento, dicono che genererà 350 miliardi, questi 25 miliardi messi nel Cura Italia, ma è così? E in quale maniera potrebbero generarli? Allora, diciamo, gli interventi innanzitutto che riguardano il sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario, che ricordavo prima, le moratorie delle restituzioni dei finanziamenti in essere e i fondi garanzia, possono liberare risorse in questo arco temporale per circa 200 miliardi, in particolare sono 190 i miliardi che sarebbero stati potenzialmente in scadenza in questi prossimi mesi fino al 30 settembre e che vengono invece congelati. Quindi indubbiamente ci sono, con l'effetto leva sull'ambito delle misure finanziarie, ci sono risorse che vengono garantite alle imprese in misura molto superiore al dato di 25 miliardi. No? Anche gli altri stati, quando dicono 550, insomma, non si può fare il paragone 550-25 perché non funziona così. Come vi sto dicendo, anche la nostra misura è una misura che, pur stanziando ad esempio sull'ambito bancario una decina di miliardi, riesce a garantire, a bloccare restituzione di finanziamenti per circa 190, quindi il confronto secco che viene fatto 550-25 non è corretto, perché va fatto su altre masse. Fermo restando che, come dicevo prima, però negli altri paesi al momento stanno tendenzialmente facendo un po' di più, sia su questo versante sia soprattutto sul versante fiscale. Ecco, guardi, questa è una precisazione importante. L'ultima davvero, ma sgancio la bomba, noi ne abbiamo parlato più volte anche da dichiarazioni di qualcuno. Il prelievo forzoso di cui molti italiani hanno paura è un rischio, secondo lei, dai conti correnti nostri? Guardi, in questo momento purtroppo bisogna dire con chiarezza che non sappiamo cosa succederà in futuro. Ritengo che un'ipotesi di questo genere sia un'ipotesi da scenario un minuto prima della gente in strada con i forconi che si assaltano l'una con l'altra, cioè quindi qualcosa che non voglio neanche prendere in considerazione. Perfetto. Che credo che nessuno prenda in considerazione. Ecco, questo è importante ribadirlo come messaggio. Grazie davvero Enrico Zanetti, grazie. Buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro. Ci risentiamo in questi giorni. Grazie Enrico Zanetti, già vice ministro all'economia. Dunque, ok, abbiamo la pubblicità. Allora, qualche istante, anche perché poi ci collegheremo con Tele4, facciamo un esperimento, quindi 2 televisioni in onda insieme, altra televisione del nostro gruppo, e subito dopo la pubblicità per aggiornare sul Friuli Venezia Giulia. Tra poco. Torniamo in diretta a questa edizione straordinaria, sono le 14:10, vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Ci chiedono, ospedale di Asiago, più dettaglio perché non diamo i dati, qua la tabella è sempre molto grande, sono 20 i contagi evidentemente seguiti all'ospedale di Asiago, dove purtroppo in queste settimane si sono registrati come area 8 decessi, così vedo dai dati, ecco, per quanti ci hanno chiesto in questo momento. Niente, io non vedo funzionare la webcam di Tele4, non so se Bernardo mi sente, ma
di fare di necessità virtù. Ecco. Allora andiamo a sentire Bernardo, io ti sento ma non ti vedo. Io vedo già le scene di tutti fuori dai supermercati e le farmacie come le file per la benzina. Niente, allora lasciamo perdere, perché se non funziona la webcam di Tele4 non siamo riusciti, è colpa loro, non nostra, precisiamolo, per fare questo match, questo incontro tra i dati. Vi raccolgo io adesso e riporto quello che riguarda anche il vicino Friuli Venezia Giulia. Intanto vediamo, al termine della messa di questa mattina, il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, dopo la diretta, dicevamo, della messa trasmessa anche dalle nostre emittenti, dalla cripta del Duomo. In questo momento riscopriamo anche il dolore di un passaggio che non vede le persone vicine. Sì. È veramente un grande dolore. Tra le grandi problematiche di questi tempi è veramente la cosa che mi fa soffrire di più, perché in quel momento il conforto, la vicinanza, la benedizione sono importanti. La benedizione c'è tutta una chiesa che sta attorno a queste persone defunte, ai loro cari. Vogliamo che nessuno davvero si debba sentire solo, ed è il momento di fidarci davvero dell'infinita misericordia del Padre, di un Dio che non ci abbandona, che ci abbraccia, che ci consola e che ci accoglie in una vita che non muore. Lei domenica è entrato in quel luogo di dolore per celebrare la Santa Messa. Sì, è stato un momento molto toccante, di cui sono molto grato. Era il semplice desiderio di essere vicino a tutti coloro che lavorano, che si impegnano in quell'ospedale, qui a Treviso, ma in tutti i nostri ospedali, quelle persone che assistono gli anziani nelle case di riposo, le persone che sono sole a casa loro, i medici di famiglia, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, ma tutti quanti, chi lavora nell'amministrazione. C'è così tanta gente che si sta impegnando che davvero allarga e riscalda il cuore, e si vede quanta generosità, quanto impegno, quanto dedizione ci sono, fa sperare e fa guardare in maniera ammirata anche la natura umana e la generosità di queste persone. In un momento di dolore come il momento dell'addio, comunque Eccellenza, lei ha pensato a qualcosa di particolare per chi vive, lavora ed è vicino a queste persone in terapia intensiva? Ma sì, assieme ai cappellani degli ospedali, assieme a tutti i nostri collaboratori, stiamo tentando di capire in questa situazione che cosa possiamo fare per essere vicini. Adesso forniremo una semplice preghiera per chi lavora negli ospedali e per loro, perché siano sostenuti, e anche una preghiera che loro, se vogliono, se possono dire al capezzale dei morenti. Sono loro le persone che sono lì il volto misericordioso della Chiesa. È un piccolo aiuto, ma credo che sia importante che le persone sappiano di non essere sole. Così, Monsignor Tomasi, dunque, leggo un'ansa di un altro studio invece interessante, il lockdown, cioè le misure di chiusura di tutto, o meglio di larga parte anche di attività produttive. Il lockdown, le misure di contenimento messe in atto in Italia e altri paesi per ridurre la trasmissione del coronavirus, quarantena dei casi positivi e delle famiglie, chiusura di scuola e lavoro a casa, sono efficaci nel ridurre la trasmissione del coronavirus, e il numero dei nuovi casi nel tempo si può ridurre dal 78 al 99,3%. Questi dati, cioè chiudere, così come stiamo facendo, molte attività, attivare lo smart working, isolare gli asintomatici o comunque i contagiati e indossare mascherine e anche guanti, sempre meglio per tutti, porta a una riduzione dei casi nell'arco di qualche tempo dal 78 al 99,3%. Quanto suggerito al primo studio condotto sull'efficacia delle misure di contenimento sulla base di modelli matematici e usando come popolazione campione quella di Singapore. Borrelli, seguire da uno studio effettuato sugli abitanti di Vo in Veneto, curato dal dottor Crisanti e poi ripreso anche da Sergio Romagnani, emerge che c'è un'altissima percentuale di persone contagiate al Covid-19 asintomatiche, e questo facilita la circolazione del virus, lo dice Borrelli, quindi bisogna seguire il modello Veneto. Quindi
Così nel Veneto, per isolare le persone contagiate, si è dato vita a una sorveglianza attiva massiva, e cioè vengono sottoposte a tampone tutte quelle categorie di lavoratori più esposte a rischio contagio, come ad esempio le persone sanitarie, del settore sanitario e le forze dell'ordine. Così dice il capo della Protezione Civile in questo momento, ed è importante perché utilizza il nostro riferimento. Ministro Veneto D'Incà, i distributori di benzina sono servizi essenziali, devono rimanere aperti per garantire la grande distribuzione, lo ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in un'intervista. Ascolteremo chiaramente, ha aggiunto, le difficoltà di questo comparto che fatica a mantenere aperte le catene di distribuzione. Dobbiamo tenere duro e affrontare il fatto che alcune categorie hanno maggiori sofferenze. Cercheremo di venire incontro alle esigenze di tutti. In un momento così difficile non ci può essere un ristoro completo per tutti, ognuno deve sacrificarsi, così dice il Ministro D'Incà appunto ai gestori dei benzinai, delle stazioni di servizio nel nostro Paese. Allora, mi sembra che il collegamento non si riesca a fare in questo momento, attendiamo eventualmente se l'assessore Bottacin si libera, ma è impegnato in una conferenza con i rappresentanti delle protezioni civili provinciali. Non mi ricordo cosa avevamo detto, Andrei. Aspetta, siamo riusciti. Vediamo Tele4 in diretta con Bernardo Gulotta. Riusciamo a farlo sentire, Bernardo? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì, buongiorno Ferdinando. Allora, che aggiornamenti ci sono dalle vostre parti per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia? Allora, noi in questo momento siamo un po' alle prese con le pensioni che partono domani, ma noi come un po' in tutta Italia, perché una delle principali preoccupazioni da parte dei cittadini, quella dell'erogazione delle pensioni, è la suddivisione in fasce di cognomi, quindi suddivisioni per cognome dalla A alla B, dalla C alla D, insomma via dicendo. Partono da domani fino al 1° aprile la suddivisione per le pensioni, ma ripeto è una questione che interessa tutta Italia. Un altro argomento che tiene molto banco è la distribuzione delle mascherine in Friuli Venezia Giulia, perché le mascherine che la Regione ha preparato e sta producendo proprio attraverso delle aziende in Friuli Venezia Giulia saranno prossime alla distribuzione e sono già partite in 2 comuni della regione stessa, o meglio sono partite da Socchiere in Carni e San Martino al Tagliamento nel Pordenonese. Quindi i comuni più piccoli, che sono stati un po' anche il banco di prova, come detto, per la distribuzione delle mascherine, è stato facile attivare un servizio, diciamo, di porta a porta. Più difficile invece nel momento in cui, come abbiamo sentito prima dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Di Berna, si tratta di dover distribuire queste mascherine in comuni maggiori. Il sindaco ha già avviato un suo progetto per la distribuzione, non sarà porta a porta ma sarà attraverso le farmacie. Gorizia. Senti, esatto, infatti la scelta che qui per esempio hanno fatto i comuni di Venezia e di Padova tramite farmacie. Solo un ultimo flash a Bernardo Gulotta, lo chiediamo, siamo in diretta anche su Tele4 in questo momento, lo dico per chi ci segue, voi siete in diretta anche su Antena 3 in questo momento, quindi questo incrocio. Senti, 992 casi di contagi confermato? Sì, 992 in Friuli Venezia Giulia. Della giornata di ieri è in aumento, purtroppo, dobbiamo ancora ribadire, però ci sono anche dei casi positivi, se possiamo dire così, anzi dei casi ottimistici, perché positivi è un termine che bisogna evitare in questi casi, che sono quelli delle persone che escono dalla terapia intensiva. Sono in pochi, però cominciano a esserci, e questo è un dato importante, perché vuol dire che comunque le guarigioni ci sono, ma soprattutto le persone, giovani o meno giovani, che escono dalla terapia intensiva non soltanto, fra virgolette, liberano un posto ai casi più gravi, però danno anche il segnale che l'opera di medici e infermieri sta portando veramente a dei frutti ottimistici. Un estubato, si dice così a Gorizia, mi pare, no? Dalla cronaca. Tra l'altro neanche troppo anziano. E scusami Bernardo, i decessi invece? Guarda, i decessi li abbiamo visti anche noi poco fa, sono aumentati, sono mi pare arrivati a quota, adesso lo faccio vedere dal quotidiano locale Il Piccolo che ci ha dato conto proprio di questo. I decessi sono 64, di cui 41 nell'area triestina isontina, però anche in questo caso il sindaco di Gorizia Di Berna ha detto sì,
Leggere il dato 41 fra Trieste e Gorizia va quasi a pensare che ci sia una divisione pari dei decessi, in verità ce n'è uno a Gorizia e 40 a Trieste. Certo, chiarissimo. Va bene, grazie davvero a Bernardo Gulotta. Invece in Veneto sono 6.442 i contagi, purtroppo le vittime 258. Grazie davvero a Bernardo Gulotta. Abbiamo fatto questa diretta a reti unificate anche noi per aggiornare dal Friuli Venezia Giulia quel che succede. Non ho notizie ancora e allora rimandiamo a più tardi. Noi sapete ricominceremo anche alle 17:30 con i nostri aggiornamenti per vedere se possiamo collegarci con Giampaolo Bottacin. Volevo approfittarne con la regia, se possiamo, per mostrare ancora una volta il cartello che giustamente molti spettatori ci chiedono, che è quello delle possibili donazioni. Eccolo qua, il conto corrente della Regione, e qui avete tutti i riferimenti. Approfittatene perché appunto questo è il modo per donare. Nelle prossime ore siamo arrivati a oltre 8 milioni, ben oltre gli 8 milioni, ha detto il Presidente Zaia. Nelle prossime ore renderà noto anche qual è il contenuto, diciamo, di questo per intero, e anche quali sono i movimenti di questo conto corrente. IBAN IT 71V 02008 02017, poi ci sono 3 zeri 10 58 89 030, sostegno, la causale è sostegno emergenza coronavirus, intestato alla Regione Veneto. Faccio un tentativo al volo, se non vengo maltrattato. Intanto vediamo pure il servizio. Io provo a contattare l'assessore Bottacin, ma credo che sia ancora impegnato. Vediamo pure il servizio che avevamo preparato. Andrea Italo, vi chiedo questo aiuto, grazie. Dottor Di Giacomo, la situazione nelle carceri di Verona? La situazione del carcere di Verona è una situazione ad oggi molto preoccupante, perché abbiamo oltre una trentina di colleghi tra infetti con il Covid-19 e altri in isolamento. È una situazione molto preoccupante, del quale ho avvertito anche la Prefettura e ho avvertito il provveditorato regionale. Ci stiamo attivando per cercare di far fare i tamponi, quelli veloci, all'esterno dell'istituto, all'interno della tenda, per il triage che è stato allestito. Ecco, per quanto riguarda invece i detenuti? Per quanto riguarda i detenuti, io al momento non ho nessuna segnalazione di detenuti infetto, però certo è che bisogna usare la massima attenzione e diligenza per evitare che la situazione resti come è adesso, ossia senza far entrare e propagare il virus all'interno dell'istituto, perché potrebbe dare qualche problema. Evidentemente ad oggi mi sento di tranquillizzare la popolazione detenuta, perché non abbiamo nessun caso segnalato. Da parte nostra la massima attenzione per evitare che il virus si possa propagare. Nelle altre carceri del Veneto com'è la situazione? Ma nelle altre carceri del Veneto la situazione non è come quella di Verona, perché secondo me Verona è la più grave d'Italia ad ora. Abbiamo sicuramente situazioni in cui ci sono poliziotti isolati e poliziotti col coronavirus, però il centro-nord, l'area più colpita, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia, sono tutte quante in enorme difficoltà. Non abbiamo carceri in cui si sta bene, in cui si può abbassare la guardia, ma tutto l'imperativo è evitare che il virus entra dentro le carceri. E poi andiamo invece a Venezia con il Presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Chiederei appunto alla regia, mentre attendiamo la risposta dell'assessore Bottacin, anche perché c'è questa dichiarazione di Zaia che vi faccio vedere adesso, ripresa appunto dall'apertura del quotidiano Il Gazzettino. Coronavirus Veneto, Zaia, siamo 2 giorni indietro rispetto al modello matematico, aspettiamo incremento di contagio e vittime, quindi purtroppo ci dobbiamo attendere questo picco ancora nelle prossime ore, e quindi essere indietro rispetto a quello
vuol dire che invece il 15 aprile è il 13? Allora quindi cambia poco e questo è molto preoccupante, però qualche definizione in più la volevamo attendere dall'assessore Bottacin. Pino Musolino, il porto di Venezia è aperto, sentiamo. Pur essendo il primo sistema portuale a essere entrato in zona rossa, Chioggia e Venezia sono pienamente operativi e funzionanti. Ovviamente con tutte le restrizioni e con tutti i limiti che sono stati posti dai vari decreti che si sono succeduti, però i porti di Venezia e Chioggia sono in questo momento pienamente operativi al servizio dell'intera catena logistica, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiali per i nostri supermercati e soprattutto per mantenere in piedi solida una filiera biomedicale che serve ovviamente alle nostre strutture sanitarie. Il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico ha voluto evidenziare la piena operatività nel corso di una videoconferenza per fare il punto sulla situazione, rendendo noti anche i numeri. Febbraio, ha dichiarato, ha chiuso con un più 4,3%, il trend positivo dopo un fine anno molto complesso. Per marzo continua: se ci sarà una tenuta o una compromissione non significativa dei traffici sarebbe un risultato di grande valore. Il presidente ha commentato anche la questione della nave da crociera Costa Victoria, sul cui attracco a Venezia il governatore Zaia si è detto più volte contrario, definendo queste imbarcazioni bombe da contagio. Per rassicurare tutti, la questione Costa Vittoria è stata risolta tra ieri e oggi con un forte spirito di collaborazione tra gli armatori, noi e le varie altre autorità in campo, a partire dal prefetto, che su questo è stato estremamente utile e presente, e ovviamente anche la Regione, che è sempre stata opportunamente tenuta informata. In questo momento la Costa Vittoria ha già superato lo stretto di Messina, sta navigando nel Tirreno e quindi si fermerà in uno dei porti del Tirreno, molto probabilmente Civitavecchia, quindi non verrà a Venezia. Venezia ha scongiurato il problema della Costa Victoria previsto per il 28. Per quanto riguarda l'arrivo delle altre due navi che sono previste per il 10 di aprile e una per fine aprile, non è ancora dato sapere precisamente la data, stiamo lavorando per fare lo stesso tipo di operazione e quindi di non portarle sul territorio di Venezia, non perché siamo, come dire, dei vigliacchi che rifiutano di fare il proprio dovere, ma perché riteniamo che, essendo il primo porto entrato in zona rossa già dall'8 di marzo e avendo un sistema sanitario regionale che sta lavorando al 1000% per garantire posti letto a tutti, sarebbe un inutile sovraccarico, oltre che a un'esagerazione e un rischio portare ulteriori decine di potenziali infettati su questo territorio. Così Pino Musolino. Allora, c'è chi ci segnala che questa mattina in farmacia a ritirare la mascherina c'erano molte persone mai viste prima, quindi magari non era del territorio. Giorgio, grazie, insomma, può essere, magari era il marito, perché non vado io in farmacia, magari la mia compagna, voglio sperare e pensare positivo, diciamo, in questo senso. Speriamo che nessuno abbia fatto il furbo, ecco, su questo ha ragione. Si chiama lingua dei segni non linguaggio, grazie ad Agata. Io devo accompagnare, dice Enzo, mia moglie al lavoro fuori provincia per 4 volte al giorno, cioè avanti, indietro, e il problema non è di mia moglie ma io che devo accompagnare. E certo, se non c'è alternativa non può prendere i mezzi pubblici e io penso che sia e non può guidare, andare da sola, immagino che sia una di quelle giustificazioni comprovate per lavoro, insomma, che rientrano. Cantieri aperti, ci dicono ancora, una vergogna, grazie ad Alessandra, sono tantissime domande, scusate se non abbiamo potuto rispondere a tutto, messaggi lunghissimi, non li possiamo leggere. Dopo 24 giorni di febbriciattolo, ci scrive Anna, il mio medico ha deciso di farmi fare radiografia ai polmoni, tutto ok, per poter poi fare richiesta del tampone, dopo aver chiamato svariati centri di radiologia, aver litigato con l'ospedale di Abano, riesco a trovare posto immediatamente a Campo San Piero, hanno dedicato la radiologia solo ed esclusivamente a emergenze Covid, lo sapete, per il pronto soccorso e post ospedalieri, con la cura, professionalità e dedizione a dir poco encomiabili, dice Anna. Mi fa piacere questo che lo sottolinea. Tutte le persone che si prestano fanno misurazione elettronica della temperatura, disinfezione delle mani, corsie dedicate, sanificazione dei locali tra un paziente e l'altro, un plauso pubblico a tutto lo staff dell'ospedale, sta citando Campo San Piero, mi pare di capire, no? Grazie a voi e tutto lo staff per il lavoro meraviglioso, vabbè, che facciamo da più di un mese, grazie davvero Anna e a tutti i nostri telespettatori. Dunque, chiudiamo qui, ci ripromettiamo di sentire magari l'assessore Bottacin alle 17:30, quando ci rivediamo con una nuova straordinaria. Grazie davvero per averci seguito, buon pomeriggio.